la vita e il sangue per il mio paese, e mi ritrovo a non tirare a fine mese in mano a Dio le sue preghiere. Ho giurato fede mentre diventavo padre, 2 guerre senza garanzie di ritornare, solo medaglie per l'onore. E se qualcuno sente queste semplici parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. E se tu che hai coscienza guidi e credi nel paese, dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare, per pagarmi dove stare, dimmi che cosa devo fare. No, questo no. A questo invito non per compassione, ma per guardarla in faccia e farle assaporare un po' di vino e un poco di mangiare. Se sapesse che fatica ho fatto per parlare con mio figlio che ha 30 anni, teme il sogno di sposarsi alla natura, di diventare padre. Quanto sia difficile il pensiero che per un giorno di lavoro c'è chi ha ancora più diritti di chi ha creduto nel paese del futuro. No, questo no, non è l'inferno, ma non comprendo com'è possibile pensare che sia più facile morire. Io no. Avete sentito questa bellissima canzone di Emma, L'inferno? È quello che stiamo vivendo in molti, specialmente oggi è un banco solidale, perciò capite perché ho messo questa canzone che è di un'attualità unica. Le famiglie non ce la fanno più, i stipendi sono bassissimi, le pensioni anche, aumenti di 70 euro, 2 euro al giorno, cosa fai? Eppure si va avanti, si stringe i denti e si va avanti. Ma quanto dureremo? Ne parleremo questa mattina con un ospite graditissimo. Abbiamo in presenza l'avvocato Stefano Artuso, tributarista, che ci spiegherà tante cose. Allora, avvocato, com'è la situazione? PNRR, soldi a nastro, arrivano, non arrivano, i sindaci fanno rete, cercano veramente di dare risposte, ma i servizi mancano. Scuola, sanità, ma veramente anche il vivere normale è una cosa pazzesca. Prego. Buongiorno Mirella, grazie dell'invito. I temi che ha già posto sono parecchi. Allora, sul tema del PNRR noi in questi giorni, lo leggiamo soprattutto nella stampa specializzata, i confronti tra lo Stato italiano e l'Unione Europea, la Commissione Europea, su quello che è il funzionamento della terza e della quarta rata. In particolare su 2 temi, sui temi degli asilo, perché uno dei capitoli di finanziamento dei progetti riguarda proprio la creazione di nuovi posti per gli asili nido, e il secondo è quello delle residenze universitarie. Parto da questo perché il PNRR è costruito per pilastri,
per macro obiettivi e per scadenze prefissate. Le prime scadenze sono state quelle del 2021 e del 2022, gli obiettivi al 31/12/2022 sono ancora in corso di discussione con la Commissione europea, per il governo italiano sono stati raggiunti, per l'Unione Europea in parte non sono stati raggiunti, riguardano proprio le residenze universitarie. E in questo scenario lo Stato italiano ha preso, la Commissione europea ha erogato e quindi lo Stato italiano ha preso le prime 2 rate, la terza è in arrivo, doveva arrivare nel mese di giugno, dovrebbe essere in arrivo da quanto pare a settembre. E sono tutte risorse che debbono essere investite in quei progetti che il governo Draghi aveva individuato attraverso appunto dei pilastri e dei macro settori e che seguono alcune direttive chiave, quali la crescita economica, la riurbanizzazione di aree depresse, la crescita di tutto ciò che è gli investimenti in green economy e l'efficientamento anche sotto il profilo della giustizia. Ecco, in questi macro settori si muovono e si devono muovere i 209 miliardi del PNRR, di cui 82 sono a fondo perduto e il resto sono somme che lo Stato italiano dovrà restituire a partire dal 2026. Sotto questo profilo gli obiettivi sono stringenti anche sotto l'arco temporale, perché le opere devono essere realizzate le ultime entro il 2026, ad esempio a Padova si sta facendo tutto il sistema tranviario e questo dovrà essere collaudato, l'opera dovrà essere collaudata entro il 2026, quindi sono tempistiche diciamo, a cui noi non siamo abituati, perché sappiamo bene che le opere generalmente durano dalla fase della progettazione alla fase del collaudo, durano molto di più, ma sono richieste e condizioni che ci vengono appunto richieste proprio per garantire che questi denari, che sono molto importanti, consideriamo che appunto una finanziaria generalmente vale 20 miliardi, quindi qui stiamo parlando di 10 finanziarie e più, che questi denari questi investimenti vengano effettuati nei tempi previsti per poter dare i risultati attesi. Il meccanismo è quello: investiamo dei denari non a fondo perduto, ma investiamo dei denari perché questo generi ricchezza e questa ricchezza quindi consenta di ripagarli e restituirli. E quindi questo è il meccanismo virtuoso a cui diciamo, dobbiamo anche molto la crescita del nostro sistema paese, crescita che l'altro giorno appunto è stata certificata anche dall'Istat ed è un elemento di cui dobbiamo essere fiduciosi e continuare a sperare che prosegua. Rinaldo, ciao Rinaldo. Mirella, buongiorno al tuo ospite. I soldi del PNR per un bidon, dal fatto che agli altri ne restano solo quelli che dovremmo dargli in brio, che dovremmo pagare. Perché? Intanto da tutti in basso Italia, in tutti in giro, dagli altri perché i lavori li abbiamo sempre fatti, che ne arriva molto pochi, va bene? E poi i politici dalla fase ultra, dalla Zapargoti. Io ora non lo sapevo che stendere i soldi del PNR devo progettare, poteva muoversi prima, deve più geometri, ingegneri sull'apparato dello Stato che privati, e non si muove. Perché Mirella, come dolori, chi lasci pieni, purtroppo si fiori, da tutti i figli chissà dove. Siamo qua nel Veneto, cosa vuol dire Daga? Io ti vado a vedere cosa che vede su il costo vita, ti vado a fare la spesa, i signori che ne governa, è il 30 minimo per cento in più di spesa, ma che non capisco, io so sempre stare in mezzo al commercio, ma come può crescere i pomodori che adesso costa 9 euro al chilo, ti vedi sui sacchettini, ti crescerà ancora, adesso che 40 gradi in Sicilia è caldo, li va mangi tutti, e li vende 7, 8, 9 euro al chilo, neoni lo stesso, ma non è giusto, non c'è bisogno, perché insomma siamo arrivati al punto che è povera gente non interessa più nessuno. Si dice che l'economia cresce, parole cresce, ma cresce dove? Che ne vede milioni di poveri, che va a mangiare la bomba dai frati. Ma dai Mirella, se mi ha preso in giro, neanche questo governo non va bene, neanche a quelli che era prima.
ma se andiamo avanti di sto passo, non so dove andremo a finire. Ciao Mirella, buongiorno a tutti. Grazie Rinaldo, prego Avvocato Artuso come risponde e come commenta questa telefonata. Diciamo che Rinaldo ha toccato il tema di maggiore attualità, che è quello dell'inflazione. Lo vedevo anche nei titoli del vostro telegiornale prima di entrare qui in trasmissione, ma basta andare a fare qualsiasi genere di acquisto per rendersi conto che i prezzi oggi sono alle stelle rispetto anche soltanto ad un anno fa. Il punto è che è un'inflazione veramente che non stenta a scendere. Cioè, quando ha cominciato questa inflazione a mordere, e parliamo ormai della fine del 2021, perché l'aumento delle materie prime e l'aumento dell'energia risale a ottobre-novembre 2021. Tutti gli economisti ci dicevano: ma guardate che è legato ad un aumento temporaneo dell'energia e si sgonfierà quando il prezzo dell'energia scenderà e quando quindi anche il prezzo delle materie prime scenderà. Lo si ricollegava soprattutto all'epoca post-Covid. Ricordiamo che nell'epoca del Covid tutto si era fermato, i trasporti, la produzione industriale, gli acquisti, e quindi nel momento in cui questa economia globale riprendeva, gli imprenditori dovevano riempire i magazzini, i trasportatori dovevano trasportare tutte queste nuove merci e quindi, diciamo, era fisiologico un aumento di prezzi. Il problema è che ormai sono passati 2 anni, i prezzi dell'energia sono drasticamente scesi, sia per quanto riguarda l'energia elettrica sia per quanto riguarda il gas. Le bollette ne stanno beneficiando, questo ce ne rendiamo conto, ma tutto il resto continua a crescere. La interrompo perché abbiamo Nadia da Treviso, se no cade la linea, poi continueremo. Vai Nadia. Ciao Mirella, Ciao. buongiorno all'avvocato. Buongiorno. Allora, ieri ho sentito una notizia di quella signora da Vicenza, Bidella, che l'hanno trovata che faceva il secondo lavoro. Sempre ieri, girando i canali ieri pomeriggio, mi trovo alla vita in diretta estiva la signora De Girolamo, ex ministra, adesso fa la conduttrice di una trasmissione, è avvocato, ma loro non fanno cumulo. Allora hanno multato la signora che faceva il doppio lavoro perché prendeva 1.000 euro di bidella, si è trovata il secondo lavoro da fare come cameriera alla sera, è stata multata, doppio lavoro. I nostri ministri hanno 5-6 lavori, però loro va bene. Allora mi dico, perché paghiamo il canone? Avevano detto che lo levavano dalla bolletta. Io mi rifiuto di guardare la RAI, mi rifiuto. E secondo me, se non la guardo è giusto che neanche la paghi. Perché devo pagare questi personaggi? L'Annunziata 16 anni alla RAI. Fazio, 600.000 euro di stipendio, è una vergogna, e abbiamo gente che vive con 500 euro. Avvocato, bisogna fare qualcosa. Grazie, arrivederci e buona giornata. Ciao Nadia, prego Avvocato Artuso. Nadia, io purtroppo in RAI non ho nessun aggancio, quindi non posso intervenire minimamente, no, però sul tema del cumulo le posso garantire che tutti i lavori fanno cumulo, quindi anche per, insomma, qui è un tema che conosco perché facendo appunto fiscale, quello del cumulo per tanti è un problema.
Poi ci sono vari modi, escamotage, che chi insomma è più avvezzo individua per avere un cumulo parziale, però il tema è quello che i dipendenti pubblici poi non possono avere un secondo incarico, salvo che non ci siano delle condizioni particolari per cui questo gli è consentito, ma devono esserci delle convenzioni. Per il resto, qualsiasi lavoro si somma agli altri lavori che vengono fatti e quindi diciamo contribuiscono a formare il reddito, tranne che per alcuni casi vedi i redditi di locazione, cioè se io affitto la casa allora lì ho la cedolare o un altro sistema. E questo è un motivo per cui generalmente e purtroppo il secondo lavoro viene sempre fatto in nero in maniera tale che non faccia cumulo e quindi c'è una sacca di lavoro nero che purtroppo è sempre difficile da estinguere e da colpire. Avvocato Artuso, un'altra cosa importante che vogliamo capire questa mattina, si parla molto di BOT, buoni del tesoro dello Stato, e sembra che le aste vadano molto bene. Ci spiega come funziona, perché c'è molta confusione, delle volte allo sportello parlano troppo tecnicamente, le persone non riescono a capire, con quello che è successo si fidano poco. Spieghiamo un po', ecco, questo risveglio dei BOT, la gente si fida forse di più. Allora, i BOT sono i buoni ordinari del tesoro, che è il debito pubblico. Allora, come sapete lo Stato si finanzia o a debito, quindi attraverso appunto i BOT o altre forme di indebitamento nei confronti di soggetti privati, soggetti istituzionali, oppure attraverso le imposte. Quindi sono queste le due forme principali di finanziamento. Con i BOT vengono fatte delle collocazioni sul mercato, quindi una fettina di debito pubblico, quando questo debito pubblico va a scadenza, viene collocato sul mercato e quindi ciascuno di noi può comprare, ammesso che ci sia ancora capienza, può comprare questa fettina del debito pubblico. Le ultime aste sono state aste di BOT annuali, che significa che hanno una scadenza sui 12 mesi. Questi BOT valevano all'incirca, le due aste valevano 7,5 e 8 miliardi, quindi quasi 15 miliardi nella sommatoria. Il tasso è stato, tasso lordo, è stato in entrambi i casi di un 3,5%. Significa che investo 10.000, quando fra un anno mi restituiscono ho il surplus di quei circa 350 euro. Dico circa perché in realtà il tasso di interesse è un tasso lordo. Quindi da questo va tolto la tassazione, che per i BOT è una tassazione agevolata perché è prevista al 12,5%, mentre per le altre rendite finanziarie è prevista al 26%, quindi diciamo c'è un dimezzamento dell'aliquota, e viene operata direttamente dall'istituto di credito. Quindi ti vengono erogati i 300 euro perché i 50, faccio un numero diciamo poi sì, più o meno diciamo è questo l'ordine di misura, i 50 sono già stati trattenuti a livello di tassazione e quindi già ti arriva il netto. Il BOT è diciamo uno strumento molto sicuro da un punto di vista del rischio finanziario, perché se salta il BOT vuol dire che salta il sistema paese, e che ha raggiunto un nuovo, come dire, un nuovo e rinnovato interesse nella platea degli investitori, perché tenuto conto che appunto diciamo che il BOT è figlio dell'inflazione, il rendimento è figlio dell'inflazione, in realtà è figlio dello spread e quindi del tasso Euribor. Noi abbiamo visto oggi un tasso al 3,5% perché abbiamo un aumento continuo dei tassi della banca centrale. Nei periodi in cui l'inflazione era pressoché zero, il BOT andava ad un rendimento che poteva anche essere negativo, quindi lì era diciamo una forma sicura di investimento sul capitale, mentre qui diventa una forma sicura di investimento anche sul rendimento. Negli anni in cui 2011, in particolare 2011, nell'anno in cui appunto il nostro spread viaggiava ben sopra i 400, c'è stata una collocazione di BOT in cui il tasso di interesse lordo sul decennale andava al 5%. Ecco, quindi queste dinamiche sono varie. Sicuramente è opportuno, come dire, se si ha interesse ad investire sui BOT, informarsi anche sui canali ufficiali. Basta
fare una ricerca sul sito, su internet, e poi internet ti rimanda al sito al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e c'è scritto in maniera molto chiara quelle che sono le prossime aste, quelli che saranno i rendimenti, poi logicamente ad oggi, come diciamo il tasso ad più o oggi meno 3,5, 3,5, ecco, potrebbe salire lordo. sì, 3,60 lordo. Da questo va tolto il 12,5% di interessi. Perciò il 3%. Quindi facciamo l'esempio dei 10.000, me ne dovrebbero dare 360, me ne arrivano 310. Ecco, avete capito? E anche è un sistema sicuro, come dice giustamente l'avvocato Artuso, se non salta il paese, al momento ci si può fidare di prendere, perché la confusione in giro è molta, io lo posso assicurare. Sulla capienza del bot, però anche qui le ultime aste avevano un valore di collocazione, proprio perché sono debiti a scadenza, le ultime aste avevano un valore di collocazione sommati di 15 miliardi, ci sono state richieste per 20, quindi diciamo la richiesta ha superato l'offerta. Allora abbiamo anche, non in presenza ma collegato con noi da Gaglio, Emanuele Munari, secondo mandato, centrodestra, sindaco di Gaglio. Sindaco, buongiorno, che occhiali veramente ottimisti che ha, verde speranza, perché a carità ci siamo già. Allora, non so se ha sentito quello che ha detto l'avvocato Artuso, com'è la situazione come sindaco, ecco, come vede economicamente la situazione, Munari? Sì, intanto grazie Mirella per l'invito, mi scuso per il mio ritardo nel collegamento perché ho avuto un imprevisto, e saluto anche Artuso che ho già conosciuto. Buongiorno sindaco. Ciao Michele, buongiorno. Ciao. Ecco, per quanto riguarda la situazione economica, dipende da dove vogliamo andare a parare, Mirella, perché diciamo qua canna al fuoco ce n'è tanta. Io sono preoccupato, se guardo all'aspetto economico, sono preoccupato un po' per quello che è l'andamento industriale, o meglio quello che è il nostro PIL o quello che è la perdita, diciamo, di produzione industriale registrata in questi primi 5-6 mesi dell'Italia, dell'industria italiana. Sono un po' preoccupato per quello, perché chiaramente a questo poi si allaccia quello che è un sentiment negativo che va a bloccare e che va magari anche a far perdere qualche posto di lavoro. Ecco, quindi io resto ancora preoccupato, nonostante qualche segnale timido di ripresa e di positività, però io resto ancora preoccupato. Lo vedo anche nella mia azienda, dove sembrava essere partita in un certo modo, e poi ho visto i miei clienti invece tornare a fermarsi un'altra volta con le esportazioni, con la produzione. E quindi questo, ecco, mi dà un po' di ansia e di allarme, e quindi io resto sempre ottimista perché lo sono di carattere, però la realtà è che stiamo ancora un po' tribolando. Non siamo ancora usciti dal tunnel, sarà anche lunga la faccenda a mio avviso, se qualcuno non metterà la testa a posto, soprattutto avvocato Artuso. Io vorrei collegarmi a una puntata di 15 giorni fa, dove un ospite, non mi ricordo se era un geometra, un ingegnere, ha detto: in Spagna riescono a vincere tutti i bandi e portano a casa tutti i soldi dall'Unione Europea. Noi in Italia non riusciamo a farlo, non siamo preparati, non abbiamo la squadra giusta, persone competenti che riescono a fare questo. Ma secondo lei è normale, oppure veramente la politica a livelli europei non c'è la squadra, non c'è competenza per vincere questi bandi? Come fa la Spagna a portare a casa tutti i soldi? Anzi rilancia, e noi siamo sempre fermi, non riusciamo a portare a casa poco o niente. Come se lo spiega? Ma allora è un problema più interno che europeo, è un problema più interno perché basta prendere i dati relativi ai fondi europei e ci rendiamo conto che, generalmente sono su un programma di un quinquennio, non vengono utilizzati tutti. Il che significa che noi avremmo un tesoro, e tornano sempre fuori nelle finanziarie, no? Quando c'è, ma ci sono quei fondi lì che vanno a copertura di altri debiti, ma in realtà è, diciamo, una copertura pressoché soltanto formale più che sostanziale. Perché c'è un tema proprio di incapacità di tantissimi comuni, di tantissime strutture anche regionali, di accedere a questi fondi, di partecipare a questi bandi. Io per ragioni di lavoro ho contribuito a partecipare con aziende private ad alcuni
ad alcuni bandi europei, e devo dire che il livello di preparazione richiesto è un livello altissimo. Intanto perché devi mettere insieme molte aziende che fanno parte di paesi diversi, quindi esperienze diversificate, ci sono delle valutazioni molto attente sulla validità del progetto, sulla sostenibilità economica, sulla sostenibilità finanziaria, però poi sono investimenti a fondo perduto, quindi sono degli investimenti che veramente lanciano un'azienda, lanciano l'occupazione, lanciano la capacità dei giovani di fare squadra e di investire. Quindi sono degli strumenti purtroppo che richiedono una preparazione e non da ultimo una conoscenza anche delle lingue straniere, perché da noi, come dire, vale più conoscere i dialetti che non le lingue straniere, e poi purtroppo queste robe le scontiamo. Guardate, io sto a Padova in una città che a livello nazionale è una delle più attrattive a livello di università, perché voglio dire, l'Università di Padova 1222, c'è solo Bologna che ha qualche anno più di noi, però il tema di come si formino da noi ma dopo vadano all'estero è un tema ancora di attualità. Quindi la capacità di trattenere i talenti, la capacità di far sì che non soltanto vengano a formarsi, ma anche vengano poi ad investire qui, restando qui, portando nuove esperienze e nuove conoscenze, è un tema che la politica si deve necessariamente porre, su cui deve necessariamente investire. Una cosa, ad esempio, l'Università di Trento ha investito negli ultimi 10-15 anni e oggi i risultati li sta vedendo. Da un punto di vista della capacità attrattiva, l'Università di Trento ha fatto passi avanti importanti, anche grazie a collegamenti con Germania e Austria, che diciamo questo gli dà quel plus in più rispetto ad altre strutture. Sindaco, come commenta? Lei ha delle squadre competenti, perché anche voi sindaci avete bisogno di competenza, assessorati, dirigenti, ma anche i sindaci a mio avviso devono avere una certa competenza e non essere ostaggio poi dei dirigenti. Qua è il problema, prego. Certo, intanto ecco, condivido anche quello che ha detto l'amico Artuso poc'anzi. Sindaco, si è bloccato? Mi sentite adesso? Sì, adesso no? sì, si era bloccato. Sì, si era bloccato. Condivido appunto, dicevo, quello che diceva l'amico Artuso. Per quanto riguarda dal punto di vista di un sindaco o di un amministratore locale, sicuramente le difficoltà, visto il livello appunto alto e quello che sono gli indicatori richiamati nei vari bandi rivolti al pubblico, è chiaro che noi oggi ci siamo trovati in parte impreparati da un punto di vista tecnico e conoscitivo, dall'altra anche impreparati dal punto di vista dell'organico che ogni singolo ente locale oggi ha a disposizione o un'amministrazione ha a disposizione, e quindi a volte dobbiamo fare i conti anche con questa nostra impreparazione, o meglio poca conoscenza riguardo a questi importanti bandi del PNRR, anche se io poi dall'altro lato, Mirella, non mi straccio le vesti, perché comunque ricordiamoci che il PNRR è per il 60-70% un debito ulteriore per l'Italia, e quindi io sono ancora un po' scettico perché non vorrei che ancora una volta questi fondi venissero in qualche modo sperperati, per così dire a pioggia, come diciamo noi, e che quindi non vanno poi o solo in parte a targetizzare l'obiettivo che il PNRR si è dato, e cioè quello di incrementare il PIL, quello di incrementare la produzione industriale, quello di incrementare la possibilità di essere un'Italia più diciamo, produttiva, e che possa far crescere l'IRPEF, che poi serve anche per restituire questi soldi del PNRR. Quindi io non vorrei che ancora una volta quello che si riuscirà a mettere a terra, come dicono i tecnici, i fondi del PNR non portino però un risultato, quello che poi è obbligatorio, al di là delle tempistiche di realizzazione, ma c'è anche l'aspettativa derivante dal monitoraggio imposto dai fondi del PNRR. Quindi io non vorrei che ancora una volta l'Italia non facesse un passo in avanti ma avesse ancora ulteriore debito. Questa è la mia grande preoccupazione se parliamo dei fondi del PNRR, in questo caso più che altro rivolti al pubblico, perché abbiamo visto delle cose che poi sono state tolte per fortuna, e io spero che da quando è stato concepito il PNRR ad oggi, con la crisi energetica e tutto quello che ne deriva,
magari una parte di questo PNRR possa essere rivisto per garantire alla nostra Italia una vita un po' più serena dal punto di vista dell'indipendenza energetica, del sostegno alla produzione, al turismo e a tutte le aziende che sono quelle che poi creano appunto PIL, IRPEF e gettito. Vede, sindaco Munari, noi abbiamo paura, molti, appunto di questi fondi PNRR del dopo, non sappiamo come andrà a finire, se ce la faremo. Ma non ci ricordiamo di tutti quei miliardi che abbiamo pagato, 15 miliardi l'ultimo, per mettere in sicurezza i siti pericolosi e non è stato messo nessun sito in sicurezza, però i miliardi sono spariti. Allora, c'è la paura di non riuscire a spendere bene e poi non restituire i fondi europei, però non si va mai a vedere tutti i miliardi che qualcuno prende e non fa le cose, non mette in sicurezza il paese. Questo non vi spaventa neppure il sindaco, perché avete paura di questi fondi che sono veramente, abbiamo sentito i paesi che sono più avanti di noi, perché sono anni che hanno mandato squadre a Bruxelles a imparare, a capire come partecipare ai bandi, hanno fatto squadre. Noi chi è che abbiamo mandato in Europa? Mi scusi, sa sindaco, le segreterie dei partiti che hanno parlato in Europa. Abbiamo forse imparato qualcosa, l'avvocato Artuso sorride, ma questa è la verità. Che squadre abbiamo mandato noi a imparare, a fare squadra, a portare a casa i bandi? Per forza ci fa paura l'Europa, con le competenze che abbiamo. Prego, avvocato. No, ma io non... Guardi Mirella, da questo punto di vista io sono estremamente ottimista e quello che temo però è che ci si trovi ad un certo punto a, come dire, a concentrarsi su tanto piccoli progetti anziché su dei macro progetti importanti e che possono servire. Allora, se andiamo a vedere i capitoli di cui si compone il PNRR, la voce più rilevante, perché poi ci sono tanti sottoprogetti, la voce più rilevante vale 16 miliardi e riguarda tutte le detrazioni fiscali, gli interventi di carattere fiscale per il rinnovo del patrimonio urbanistico ed edilizio. Allora, lì è necessario fare una politica, e questo lo deve fare il governo, è necessario fare una politica che guardi soprattutto a quei condomini costruiti negli anni 60 e 70, che penso che in Italia ce ne siano migliaia se non milioni, per una messa in sicurezza e un efficientamento energetico. Perché poi, prima della crisi petrolifera, tanto valeva che tenere la finestra aperta e accendere il riscaldamento, perché tanto con quello che costava la materia prima il problema non erano certo gli spifferi. Oggi ci siamo resi conto, e ce ne siamo resi conto quest'inverno, di come una casa coibentata, c'erano case che guadagnavano dall'aumento dell'energia, cioè gli immobili in classe A++, quelli cioè che hanno un consumo pari a zero, riuscivano a vendere l'energia prodotta dal pannello solare. Perciò ci guadagnavano. Quindi, ma sono case che probabilmente costano 5.000 euro al metro quadro. Tutti quelli che invece vivono in un appartamento, ma anche in una casa, un unifamiliare, una bifamiliare, è costruita con criteri che non sono quelli degli anni 2000, è chiaro che lì bisogna fare un'importante opera di risanamento. Gli italiani ce la fanno da soli? No. Lo dice la storicità, cioè quando ci sono stati degli interventi fiscali di vantaggio, nasceva col 55%, poi il 65%, adesso il superbonus. Insomma, tutti questi strumenti sono serviti e sono serviti per due cose. Il primo appunto è quello di aiutare le famiglie ad investire, il secondo è quello di far emergere il nero e quindi evitare che nel mondo delle edilizie ci potessero essere dei pagamenti non tracciati. Quindi ha una doppia finalità positiva. Ora, su questi strumenti, dire togliamo il superbonus e cosa prevediamo non si sa, secondo me è una forma politica sbagliata, perché il superbonus aveva dei limiti enormi, sono stati denunciati da tutti, è stato fonte di frodi, ma lo strumento in sé è uno strumento che dice lo Stato partecipa ai costi, perché in parte che quei costi gli tornano dietro dalla lotta al nero.
Ora, ce lo dice il Sole Cosa 24 che però ore. non è stata però qui No, da è stato noi, così, purtroppo. ce lo dice il Sole 24 ore, perché il Sole 24 ore ci dice che il 67% delle uscite per Superbonus sono rientrate in termini di maggiori imposte, perché c'hai l'IVA, perché c'hai l'IRPEF, perché c'hai i redditi prodotti da chi appunto ha lavorato su quel Superbonus. Quindi una parte ti ritorna. Lo strumento del Superbonus va corretto e va messo su un arco temporale più lungo, perché se io so che al 31/12 scade il Superbonus, il lavoro lo devo finire entro il 31/12. Il potere contrattuale non ce l'ho io, ma ce l'ha chi mi vende il cappotto, i serramenti e quant'altro. Quindi dice, guarda, ho 10.000 richieste, vendo al miglior offerente. Quindi ecco una anche delle cause dell'inflazione. Quindi questo è il capitolo più importante di spesa del PNRR. Poi ce ne sono tanti altri, vedi quelli sul trasporto urbano. Ad esempio Padova porta a casa 500 milioni per il PNRR. Di 500 milioni circa 270 servono per la nuova rete tranviaria che coinvolge 4 comuni. Perché si investe su un grande progetto. Perché si investe su alcuni grandi progetti, esatto. sì. Quindi questi sono dei progetti che sono già, erano in parte nel cassetto, alcuni sono stati aggiornati ma che per il 2026 devono essere collaudati. Però quando investi su 4-5 grandi progetti riesci a gestirli, se ne devi fare 30 di piccoli, ecco che lì probabilmente hai più difficoltà. Pubblicità. E abbiamo in presenza l'avvocato Stefano Artuso, tributarista, abbiamo collegato da Gaglio il sindaco Emanuele Munari, sentiamo come commenta quello che si parlava e veramente anche i sindaci devono recepire però che bisogna fare squadra, anche i piccoli, con questi campanili, il sindaco non ne andiamo fuori. Lei la fusione, unione come l'ha vista? Sentiamo cosa dice. Allora, per quanto riguarda gli aspetti legati ai sindaci e alle amministrazioni comunali, appunto in parte l'ho ripetuto anche Stefano Artuso, non possiamo concentrarci sui piccoli e influenti, dico io, progetti che portano solamente forse qualche voto in più, ma niente di più, e non risolvono i problemi che abbiamo noi sindaci, noi amministratori e nemmeno i nostri cittadini. Per quanto riguarda invece le fusioni, tu intendevi dei comuni, Mirella, volevi dirmi dei comuni? Sì. Ecco, allora, chiaramente quando si parla di fusioni dei comuni, noi ne abbiamo una fatta di recente che è Lusiana-Conco, i due paesi che si sono uniti hanno formato appunto il paese unico Lusiana-Conco. Allora, un conto è quando si parla di un trend che si vuole imporre, no? La fusione come la panacea di tutti i mali, la fusione come quello che risolverà i problemi di un territorio. Io invece credo che al di là della fusione tecnicamente fine a se stessa, io credo che da sindaco vadano sempre garantiti invece i servizi territoriali ai nostri cittadini, che molto spesso invece si vedono privati perché o scomodi o perché magari decentrati da qualche altra parte. Quindi in un'Italia che purtroppo diventa sempre più anziana, dobbiamo porre molta attenzione a questo fattore e quindi che le fusioni ben vengano perché magari portano dei soldi in dote a livello appunto comunale, ma questo non deve essere un taglio ulteriore dei servizi, perché già viviamo in epoche di tagli soprattutto alla sanità piuttosto che a qualche altra cosa, e quindi dobbiamo essere molto cauti su questo, perché non dobbiamo sempre fare le pecore che corrono dietro alla moda di turno, solo perché va di moda adesso a fare una cosa o l'altra, il PNR, la fusione, no, dobbiamo essere concentrati sui servizi, sulla qualità dei servizi e garantire agli anziani servizi a portata di mano, perché altrimenti se no falliremo ancora una volta i nostri intenti. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao, un saluto all'avvocato Artuso e anche al sindaco di Gaglio. Buongiorno. Mi perdoneranno se faccio una domanda banale, ma io non mi intendo di questo super bonus, eccetera. Così una mia curiosità, eccetera. Ma non le sembra, avvocato, che questo bonus del 110% sia stato eccessivo
quando è nato. Potevano dare il 50%, il 60%, ma non il 110% addirittura. Va bene che, se non sbaglio, dopo verrà rimborsato in 10 anni, ma mi sembra proprio una regalia che è stata fatta, una cosa infame, indegna, diciamo, rispetto ai poveri, rispetto a quelli che non possono usufruire di questi buoni. E io mi chiedo sempre, mi dica qualcosa, perché io sono in materia ignorante, ma vorrei sapere qualcosa, come mai questo importo eccessivo di rimborso. Grazie, vi saluto. Grazie Livio, prego Avvocato Artuso, poi sentiamo anche il Sindaco Munari, anche vorrei un parere su quello che ha detto il Sindaco Munari in fatto di fusione e unione dei comuni. Allora, per rispondere a Livio, prima del superbonus esistevano già 2 misure di agevolazioni che esistono ancora, che è il bonus ristrutturazioni, il 50%, e il bonus efficientamento energetico, 65%. Questi li potevi scaricare dalle tasse, quindi se avevi delle tasse da pagare, in 10 anni. Perché poi è stato introdotto anche il cosiddetto bonus facciate. Bonus facciate, che guardate che è quello che ha dato tanti problemi. Bonus facciate ridà il 90% dell'investimento. Il super bonus, la logica di dare il 110 qual è? È che siccome il super bonus lo potevi cedere, cioè potevi utilizzarlo in 3 modi: utilizzo diretto, quindi io ho un importante reddito, quindi ho tante tasse, me lo scarico dalle tasse, oppure potevi chiedere lo sconto in fattura, quindi anziché pagare chi mi faceva il servizio o mi vendeva il bene, si teneva lui il mio credito, oppure lo vendevo alle banche. Questo 10 in più, quindi il 100 più 10, questo 10 nell'idea, diciamo, del Conte 1 doveva servire a remunerare l'acquisto dei crediti, in maniera tale che chi faceva l'intervento edilizio, chi era il proprietario di casa, per quegli interventi agevolati, che non erano tutti, erano una parte, i cosiddetti interventi trainati e trainanti, per quella parte non avrebbe speso niente e la banca si sarebbe tenuta al 10%. Questo era l'intendimento. L'intendimento era: quegli interventi non paghi e il residuo se lo tiene la banca. Qual è stato il problema? E qui condivido con Livio, che questi interventi non sono andati a beneficio di chi, diciamo, non aveva le risorse economiche per fare altrimenti, ma sono andate soprattutto a beneficio di chi aveva già risorse economiche, si è mosso per tempo con i giusti consulenti, i giusti professionisti, i giusti studi professionali ed è riuscito a entrare fin da subito nel super bonus, riuscendo in parte a farsi dei lavori quasi gratis. Chi invece, condomini più grandi, diciamo in cui l'amministratore non era particolarmente vivace, sono arrivati all'ultimo giro, dove le banche non volevano più il 10 ma volevano il 25%, dove poi non scontavano più i crediti, dove poi i cassetti fiscali li troviamo pieni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, gli altri strumenti, quelli che abbiamo visto prima del 55-65%, restano, ma hanno come dire, un appeal molto molto inferiore, quindi ecco, lo stop del super bonus sul mondo dell'edilizia si vedrà. Unione e fusione è una moda, non ci credo, dice il sindaco Emanuele Munari. Lei come commenta? Io credo che insomma, il sindaco vive anche su una realtà territoriale abbastanza particolare, perché vive su un Appennino montano, quindi lì ci sono delle regole anche da un punto di vista costituzionale diverse, però per quelli che sono i territori, diciamo, non dati da particolari caratteristiche, credo che sia uno degli obiettivi da perseguire, d'altronde fin dalla riforma Bassanini. Perché? Perché la logica è quella che l'unione crea delle strutture più grandi, crea delle strutture più efficienti, crea anche degli efficientamenti di costi amministrativi. Poi per quanto riguarda i servizi non sono due cose incompatibili, perché i presidi sui territori già ci sono e quindi quelli possono essere mantenuti. Chiaramente se vengono gestiti da una struttura più ampia, e qui torniamo anche al tema dell'utilizzo delle risorse comunitarie, probabilmente sono più facili da ottenere se hai una struttura
più ampia e più, diciamo, organizzata al suo interno che non da tante piccole strutture. Allora andiamo a vedere anche l'inflazione, cosa ne pensano i commercianti e poi lo commentiamo, anche perché si vive quotidianamente questo problema della borsa della spesa e della spesa in generale. È aumentato tutto, materie prime, gas, luce, tutto, farine, anche per fare i panettoni, roba di pasticceria, tutto aumentato. Beh, il 30%, 35%. È un problema. 6 euro al chilo, questo più o meno il prezzo raggiunto al banco dal pane tradizionale, 9,10 per quello ai cereali o alla curcuma. Il re dei beni di prima necessità è tra i prodotti che sono cresciuti di più. Gianluca Gobbo, dal suo negozio con laboratorio di Casier, assiste all'escalation e al conseguente cambio delle abitudini. E vendite sono un po' meno perché la gente spende un po' meno. Giustamente, anche le brioche abbiamo ritoccate perché è aumentato il burro, tutto, le uova, tutto è aumentato. E a proposito di dolce, amari sono gli aumenti anche in gelateria, il signor Armando li annota. Zucchero è più che raddoppiato, sappiamo che il gelato zucchero ce ne va parecchio e quindi lo zucchero sicuramente incide parecchio. In generale la materia prima è aumentata dal 20 al 30%. Però noi sappiamo che una pallina di gelato mette un po' di allegria. E quindi... È un antidepressivo. Sì, proprio. Poco distante, affacciata sul Sile, c'è la trattoria di Andrea Sartorato. Qui il cicchetto è un rito. Qualcosina si è ritoccato, ma ci sono stati prodotti che sono aumentati, tipo l'olio da fritto, che è aumentato in maniera di 400%, non è che puoi aumentare il piatto. Qualcosina viene aumentato, perché dopo i prezzi rientrano, devi cercare di fare sicuramente un equilibrio. Potremmo dire le ombrette e i cicchetti classici sono stati tenuti comunque uguali senza aumentare il prezzo. Ad aiutare almeno qui a Casier, tra Sile e Burci, il turismo, anzi il cicloturismo. Qui abbiamo, proprio per il nostro bacino, abbiamo un fortissimo numero di austriaci o comunque anche tedeschi, ma tendenzialmente austriaci. Poi dipende dal periodo, a volte danesi, a volte olandesi. Adesso abbiamo un periodo che abbiamo parecchi americani, quindi molto probabilmente sono venuti a trovare parenti o comunque hanno fatto... Ce ne sono parecchi, insomma. Where are you from? From Germany. It's nice here. It's very nice here. To Venice. Gianfranco Valeri da Cessalto. Ciao Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno signor avvocato e buongiorno signor sindaco. Prima mi rivolgo all'avvocato. L'avvocato, lei è talmente bravo che dovrebbe fare una scuola di formazione proprio, perché quelle 4 risposte che ha dato sia sugli enti locali sia sul superbonus e su tutto è stato bravissimo. Però guardi, è testimone la Mirella, io sono un semplice ignorante pensionato. Praticamente quando è venuto fuori il bonus, ho telefonato, c'è la registrazione se vuole, ho detto che sarà una grande bufala, sa perché? Perché noi siamo italiani e purtroppo è successa così. E poi le spiegherò un'altra cosa, se volevano veramente il super bonus, per che motivo non hanno messo a posto tutte le case popolari che ci sono a centinaia di metri a norma, tutti gli edifici pubblici, le scuole e tutto, perché non, prima di intervenire sul privato non siamo andati a intervenire lì? Poi le dico avvocato, sa cosa è successo? I soldi, come ha detto lei prima, sono sempre a debito e anche quelli del super bonus sono a debito. È successo che io ho visto una cosa, guardi, adesso la farà sorridere, qui io ho un amico che si è restaurato la villa, la casa praticamente e col 110, il figlio di 25 anni ha comprato la bifamiliare e ha fatto il mutuo di 30 anni. Quel figlio sa cosa dovrà fare? Dovrà pagare sia il mutuo suo sia quello del papà. Ecco, solo una cosa. Poi mi rivolgo a lei, signor sindaco, non prenda paura delle fusioni. Giustamente come ha detto l'avvocato, lei è il papà del comune montano, robe, cioè lì si dovrebbe, ma qui ci sono dei comuni che praticamente non si vede neanche da quando si passa da un comune all'altro e praticamente se noi facciamo la fusione in questi comuni si fa più servizi, più tutto. Guardi, lo dice uno che ha lavorato 42 anni in un comune. Ecco, volevo solo, però lei capisco che tutte le varie strutture dovrebbero essere organizzate un po' in proporzione ai comuni, ma qui le ripeto, ci sono comuni che lei passa da un comune all'altro non si accorge e basta, c'è tutta una casa, sembra un comune unico. Ecco, e noi se unifichiamo questi comuni avremo più servizi e più al cittadino. Buongiorno e grazie e buon lavoro. Grazie Gianfranco, prego sindaco, poi sentiamo anche l'avvocato Artuso e poi chiudiamo, prego.
Allora, due argomentazioni. Allora, per quanto riguarda il 110 Superbonus, appunto io sono abbastanza in linea con l'ascoltatore, nel senso che io l'ho vissuta da sindaco, dove chi non aveva le risorse ma ha provato o ha cercato in qualche modo di venirne fuori, si è scontrato con un comune che doveva far fronte a centinaia di richieste, di atti e di documentazione per capire se poi potevano accedere a questo benedetto 110 Superbonus, e lì sono emerse difformità, semi-abusi, abusi e quant'altro. E quindi chi tra i normali cittadini ha cercato o ha provato a fare il 110 Superbonus ha meramente fallito, miseramente fallito, e difatti sono d'accordo che il 110 Superbonus oggi ha agevolato solo una fascia di cittadini, che purtroppo è quella più minore, perché appunto i ricchi sono sempre meno, cioè i poveri sono sempre di più e i ricchi non sono tanti, e quindi da questo punto di vista questa misura a mio avviso non è stata o non ha ottenuto risultati che sperati. Per quanto riguarda le fusioni, ripeto, io resto sempre critico, perché vedo e ho visto e ho delle fusioni avvenute, e ho parlato con cittadini e amministratori di questi comuni che si sono fusi, e problemi ci sono, ma ci sono perché prima parlavo di moda e di rincorrere una moda come le pecore. No, come per il PNRR, anche per le fusioni va scientificamente segnata la strada. Allora, se due comuni segnano la loro strada, sono di comune accordo e programmano questa fusione tenendo conto dei servizi, è un conto, altrimenti si rischia, ripeto, di danneggiare sempre e comunque il cittadino. È pur vero che in montagna c'è una viabilità diversa e magari la comodità viene meno rispetto a due paesi della pianura, che effettivamente avere una scuola unica o avere un medico di base unico piuttosto che l'ufficio anagrafe unico è un conto. Da noi abbiamo 500 km quadrati di altopiano, quindi diventa un po' più difficile. Ecco perché io vado cauto, perché non vorrei poi danneggiare i cittadini e i servizi rivolti ai cittadini. Allora ringraziamo il sindaco Emanuele Munari, sindaco di Gaglio, secondo mandato centrodestra. Sentiamo anche come conclude l'avvocato Stefano Artuso, tributarista. Prego, avvocato. No, riprendo la telefonata di Valerio perché sì, tendenzialmente sul Superbonus possiamo essere d'accordo che ha avuto delle criticità. Sulle case popolari gli istituti di case popolari sono uno dei soggetti che possono beneficiare o che potevano beneficiare del Superbonus. In alcuni comuni questi interventi sono stati fatti, anche qui dipende sempre dalle persone, cioè dipende sempre chi è partito per tempo, chi ha saputo investire. Io ho l'esperienza padovana, questo ad esempio è stato fatto. Certamente è stato esteso anche ai privati perché il Superbonus copre una parte degli interventi, un'altra parte si dava per presupposto che i privati la facessero comunque, perché se magari fai le tapparelle, li fai anche il bagno, li fai la cucina, e quindi diciamo il volano dell'economia ripartisse tutto. Da un punto di vista diciamo dei numeri, questo ci dà un conforto, perché l'edilizia è servita per contribuire alla crescita. Il problema è che è una crescita che non tutti conoscono, non tutti beneficiano, perché come abbiamo visto dal servizio di prima c'è chi può ribaltare l'aumento dei prezzi a valle, cioè aumenta il prezzo del cicchetto, della pallina di gelato, della brioche, e c'è chi poi ha un reddito fisso che o riduce i consumi o intacca i risparmi, non è che ha tante alternative, e questo è il dramma attuale di questo Paese. Allora, io prima di chiudere volevo leggere anche un articolo della Costituzione, ne passo agli altri perché l'avvocato Artuso mi dice di leggere l'articolo 53, che è un articolo importante, di poche righe ma che è molto complesso e articolato, perché i padri costituenti non erano di sicuro gli ultimi della classe. Allora, l'articolo 53 dice: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Qualcuno a casa dirà, cosa ha letto la Mirella? Prego, avvocato Artuso. Quante ore mi dà, Mirella? 5 minuti. No, perché Prego. è un articolo che, insomma, diciamo che su questa, la Costituzione poneva due doveri fondamentali. Questo è il servizio di leva. Questo è il dovere tributario. Il dovere tributario, all'articolo 53, il concetto alla base è diviso in 2 commi l'articolo. Il primo comma, l'articolo 53, ti dice appunto che tutti, cioè non soltanto i residenti, non soltanto i cittadini, concorrono alle pubbliche spese in ragione della capacità contributiva. Non hanno messo reddito i padri costituenti, non hanno messo patrimonio, hanno messo capacità contributiva, che è una formula molto più ampia. Sì. Perché ricomprende il reddito, ricomprende il patrimonio, ma ricomprende anche altre forme, diciamo, di contribuzione alle pubbliche spese. Tant'è vero che nel corso degli anni poi il legislatore ha introdotto anche i cosiddetti tributi ambientali, cioè se inquini paghi, perché anche quella è una forma di contribuzione alle spese. Le accise sulle sigarette aumentano sempre di più perché aumenta il rischio anche di ammalarsi e quindi il sistema sanitario. Quindi la capacità contributiva è un concetto molto ampio. Alcuni stati come la Germania non hanno un articolo 53 perché lo basano sul principio di eguaglianza e sul dovere di solidarietà che noi troviamo negli articoli 2 e negli articoli 3 della Costituzione. Che abbiamo già letto. Perché solidarietà e eguaglianza? Solidarietà perché pagare le tasse è un qualche cosa di cui poi ne beneficia tutta la collettività. E uguaglianza perché pagare le tasse dovrebbe essere uguale per tutti, cioè a parità di reddito, se io guadagno 100 e Mirella guadagna 100, dovremmo pagare entrambi la stessa cifra. Questo è, diciamo, il principio. Poi che non sia così lo sappiamo. Il secondo comma dell'articolo, quindi l'articolo 53 in realtà ha alla base il principio di eguaglianza e il principio di solidarietà sociale ed è un dovere. Al secondo comma dell'articolo 53 troviamo poi il criterio della progressività. La progressività è un concetto diverso da proporzionalità. La proporzionalità è che la tassa resta fissa, cioè se pago il 20%, pago il 20% anche se guadagno 10 milioni di euro. La progressività invece è all'aumentare del reddito aumenta l'aliquota, che è il sistema dell'IRPEF. Se io guadagno 20.000 euro pago il 23%, se ne guadagno 100.000 pago il 43%. Quindi i padri costituenti hanno voluto un sistema che fosse fondato sull'uguaglianza, ma fondato sulla progressività. Chi ha di più paga. E quindi, per tornare al concetto di capacità contributiva, chi ha più capacità contributiva, reddito, patrimonio o altre forme di, diciamo, ricchezza, deve pagare anche per altri e chi più ha più mette. La Costituzione non pone un limite massimo all'imposizione, cioè non dice che l'aliquota deve essere al massimo del 70%, ma pone un limite minimo, proprio perché si parla di capacità contributiva. La capacità contributiva presuppone che ci sia una capacità anche economica, cioè si va a tassare soltanto chi manifesta una capacità contributiva. Ecco perché c'è l'esenzione del minimo vitale, prevista circa 8.000 euro all'anno, e questo articolo lo si ricollega sempre ai principi fondamentali, ma anche a un altro che è quello sulla retribuzione equa e dignitosa, perché se non è equa e dignitosa non manifesta capacità contributiva e quindi non dà luogo poi a tassazione. Quindi la nostra Costituzione, come vedete, è tutta collegata tra diciamo loro. che è perfetta. Il problema è che qualcuno cerca di cambiarla, vuole completamente eliminarla. Lei da che parte sta? Allora, io vi posso dare un dato. Il secondo comma, quello della progressività, noi oggi lo vediamo soltanto sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi di lavoro autonomo. Cioè tutte le altre forme di reddito sono delle forme di reddito che hanno un'aliquota proporzionale. Se io affitto ho la cedolare, se io investo ho il 26%, se io sono una società pago il 24%. Soltanto per i redditi di lavoro dipendente, tra i quali rientrano le pensioni, e i redditi di lavoro autonomo, gli artigiani, i professionisti, hanno un'aliquota progressiva, cioè più guadagnano più pagano. Se si introducesse la flat tax, tant'è che ci sono anche dei profili di possibile incostituzionalità sulla flat tax proprio perché va contro questa disposizione,
È chiaro che anche l'ultimo baluardo, che è quello appunto della progressività nel reddito di lavoro, verrebbe meno, e quindi io vedo delle problematiche non di poco conto, insomma. Grazie all'avvocato Stefano Artuso, grazie Emanuele Munari, sindaco di Gaglio. Pubblicità. L'amministrazione comunale di Casale sul Sile ha donato 2.000 euro a favore dell'hospice Casa dei Gelsi, una somma essenziale per dare dignità alla vita di bambini, donne e uomini meno fortunati. Sono soldi del nostro bilancio, risorse comunali che abbiamo destinato proprio all'associazione ADVAR per l'attività che svolge nel nostro territorio. Una ventina le persone che ogni anno l'ADVAR segue solo a Casale sul Sile. Noi abbiamo deciso di fare questa donazione all'ADVAR perché appunto la nostra amministrazione segue molto da vicino l'attività dell'ADVAR, così come tutto l'associazionismo sul territorio, perché riteniamo che sia una risorsa fondamentale, soprattutto in questo momento di difficoltà. Le donazioni a causa della pandemia sono in calo, tante sagre e cene per raccogliere fondi sono saltate. Per noi è fondamentale il sostegno da parte delle amministrazioni comunali come delle associazioni, di tutti quelli che sanno quanto è fondamentale l'opera che noi facciamo nel territorio all'interno della rete locale delle cure palliative. L'ADVAR lancia un appello a sostegno con gesti concreti per restituire dignità e speranza a chi ne ha più bisogno. Insieme ai comuni di Casale, altri 7-8 comuni quest'anno hanno deciso di darci una mano, e questo speriamo che continui, perché per noi viviamo del 60% di donazioni, per cui è importante, ogni singola goccia è importante. E questa mattina abbiamo ospiti Lorenzo Bolzonello, psicologo, Rimanere Insieme ADVAR, assieme a Giovanna Zuccoli, responsabile PNR Stampa ed eventi culturali ADVAR, e soprattutto dovremo avere anche collegato da Padova Rudy Toninato. Eccolo qua, lui è in barca, Rudy Toninato, perché parleremo anche di fragilità. Grazie Presidente della Società di Navigazione Delta Tour. Grazie veramente Toninato di essere qui con noi, ma io partirei proprio da questi due figure importantissime. Io dico tante volte in trasmissione che se non ci fosse l'ADVAR dovremmo inventarlo. Ecco, questa cura amorevole veramente nel passaggio più delicato di atterrare dolcemente. Allora ci siamo sentiti poi l'altro giorno con Lorenzo Bolzonello in un collegamento Zoom con altre associazioni, abbiamo visto il servizio dell'anno scorso. Com'è la situazione quest'anno, Bolzonello? Cosa ci racconta? Ma sicuramente adesso ci stiamo un po' più riprendendo dopo appunto la pausa che il Covid ha un po' imposto a tutte le realtà associative del territorio e non solo, insomma, però permane il fatto che ADVAR con tutti i suoi servizi, con tutte le sue attività, vive davvero di tutte quelle donazioni che appunto possono essere raccolte nelle tante occasioni che fortunatamente adesso stanno un po' ricominciando e riprendendo, ma è proprio Giovanna, in realtà la dottoressa Giovanna Zuccoli, che poi si occupa anche di monitorare questo, no? Certo. Allora dottoressa Zuccoli, ecco l'importanza degli eventi, l'evento che coinvolga veramente tantissime persone, siete stati i primi a fare le marce, io me le ricordo benissimo, ma soprattutto il coinvolgimento di famiglie intere. Prego dottoressa Zuccoli. Sì, allora grazie mille, buongiorno a tutti, sono Giovanna. Sì, noi organizziamo tantissimi eventi ed è lo stesso territorio che spesso ci propone degli eventi proprio per sostenere, no? Tutti i nostri servizi che poi appunto eroghiamo gratuitamente al territorio. Nominava prima lei, grazie, la marcia, che è un evento tradizionale, no? La organizziamo da sempre alla metà di ottobre, il 15 di ottobre, la domenica, e devo dire che è veramente un momento essenziale. Ecco, vedo
anche le immagini, è un momento essenziale per far partecipare la comunità intera in un giorno al pensiero rivolto appunto a chi soffre, no? Pensiamo per un giorno a chi ha bisogno di essere accompagnato, a chi soffre, e al contempo lo pensiamo in modo positivo, ovviamente, no? Per stare vicino alla persona ma anche a tutta la famiglia, come facciamo sempre, perché la dignità della vita, come diciamo noi, è in ogni momento, proprio fino anche all'ultimo minuto. Si può dire che avete raggiunto questo importante obiettivo che è diventare cittadinanza attiva, perché veramente avete dei numeri veramente importanti, siete riusciti a coinvolgerli perché si fidano, sanno l'importanza di marciare, di partecipare a questi eventi che organizzate. Prego Zuccoli. Sì, è importante, ecco, noi quello che è importante è la sensibilizzazione, no? Quindi ci rendiamo conto che il territorio veramente partecipa proprio per esserci vicino, e questa vicinanza noi la sentiamo proprio dalle testimonianze, da chi viene qui, per esempio, no? Là c'è un librone all'interno dell'hospice dove possiamo leggere le testimonianze dei parenti, e devo dire che sono veramente forti e molto importanti, per cui, come diceva prima, no, se non ci fosse sarebbe da inventare, e quindi noi ci crediamo a questo, perché diciamo sempre l'ADVAR è meglio non doverne avere bisogno dell'ADVAR, però se c'è è bello sapere che professionisti di alto livello e volontari si prendono cura della persona e di tutto il nucleo familiare. Allora, dottor Bolzonello, l'importanza anche dell'accompagnamento, siete stati anche qua veramente i primi, proprio un baluardo è l'ADVAR nell'accompagnamento del lutto, una cosa incredibile, fondamentale, perché il dopo è peggio del prima, ecco, al momento non memorizzi, non riesci a capire veramente, poi piano piano capisci ed è terribile. Ecco, quanto importante è l'accompagnamento per non sentire queste famiglie sole, pensate genitori, mariti, mogli, figli che si ritrovano sempre senza la persona più cara che hanno. Ecco, molto importante. Com'è la situazione? Cosa vi dicono questi familiari? Perché è anni che voi fate questo accompagnamento del lutto, cosa fondamentale. Ma certo, assolutamente è vero, poi il lutto davvero è un percorso che inizia non proprio il giorno del funerale, ma davvero nel tempo, nelle piccole cose quotidiane, nelle piccole mancanze che si avvertono col trascorrere del tempo, e quindi davvero poter accompagnare queste persone in questo tempo così delicato, che talvolta diventa anche un tempo nel quale riescono a ripensare la vita, a riaffacciarsi alla vita, questo è preziosissimo. I numeri ci dicono che in realtà davvero c'è molto bisogno di offrire questo servizio, perché noi abbiamo 10 gruppi di elaborazione del lutto, e l'anno scorso abbiamo avuto quasi 1500 colloqui, ecco, qui nelle nostre 3 sedi di Treviso, Oderzo e Castelfranco, ma siamo sbarcati anche online per chi non ha un servizio come il nostro in qualche città d'Italia, oppure anche stiamo scoprendo, davvero ci siamo affacciati anche agli italiani all'estero, che ovviamente quando c'è un lutto sentono maggiormente la necessità di essere accompagnati anche nella loro lingua madre, quindi diamo anche questo servizio, siamo una porta aperta anche per coloro che sono fisicamente lontani dalle nostre sedi. Dottor Bolzonello, una cosa che colpisce tantissimo, io poi al mattino ne so qualcosa perché ricevo tantissime telefonate e anche dopo mi messaggio della solitudine. Ecco, la malattia poi ti fa sentire ancora più solo, hai bisogno di punti di riferimento, hai bisogno di persone che capiscono i tuoi silenzi, la tua solitudine, cosa non facile da trovare, e qui voi siete veramente, lo devo dire, perché vi conosco da anni, i numeri 1, grazie proprio alla Presidente Anna Mancini, che si è inventata dopo questa solitudine, questo lutto terribile, a rimboccarsi le maniche e a capire che bisognava fare qualcosa per non far sentire le persone sole e abbandonate. Prego, dottor Bolzonello. Sì, la solitudine sicuramente è
grande presenza della nostra società. È chiaro che quando poi c'è un lutto iniziano anche tutti quegli aspetti di dolore e quei muri ai quali la nostra società non ci ha abituati prima e ci fa sentire che siamo gli unici a vivere quello, no? Perché viviamo in un mondo nel quale tutto deve essere bello, dobbiamo essere sempre sorridenti e non c'è spazio in realtà per le emozioni profonde, anche talvolta per la gratitudine di quei momenti vissuti insieme con i nostri cari, no? E quindi rischiano di diventare solo dei ricordi da custodire in qualche angolo dentro di noi, mentre invece è proprio la narrazione, la condivisione, la possibilità di stare insieme, di dirsi chi è stato per noi quella persona, che consente poi davvero di fare un click, diciamo, nella vita di chi resta e poter ripartire. Certo, siamo in un mondo in cui la morte ancora è considerata qualcosa di estraneo, è considerata una sconfitta della medicina, no? E quindi non viene considerata, no? Non se ne parla, si tiene in un angolo. Mentre invece ha bisogno di spazio, perché comporta davvero dei vissuti, delle risonanze, delle emozioni che sono davvero degli snodi, dei crocevia all'interno della vita, della storia di vita di una persona. Allora adesso saluterei anche, veramente grazie di essere qui, a Rudy Toninato, perché si è parlato di staccare la spina, di mettere in campo, di socializzare le diversità, le fragilità. Vediamo le immagini di quello che ha fatto anche il Presidente, che ha imbarcato queste fragilità per farli divertire, per farli veramente stare bene. Ecco, l'importanza di aiutare le fragilità a sentirsi normali. Presidente Toninato, cosa mi racconta? Intanto grazie Mirella di questo ennesimo invito. Noi come azienda e come gruppo di lavoro Slow Flow Veneto Waterways siamo sempre stati molto attenti alla fragilità, tanto che nel 2018 ho costruito questa imbarcazione in Sant'Agostino, che la state vedendo, dove abbiamo proprio messo un montacarichi per imbarcare, come vedete, le carrozzine. Con Famiglia Abilità abbiamo fatto più progetti legati appunto alla diversità, alla diversità sotto tutte le forme, dall'autismo alla mobilità ridotta, all'accessibilità. Infatti noi abbiamo dei problemi legati non più alle barche, ma bensì ai pontili, quindi qui state vedendo facciamo fatica per tirare giù le carrozzine dalle scale dei pontili, però abbiamo questo montacarichi che ci fa vedere la semplicità di imbarcarli a bordo, quindi veramente ci abbiamo messo soldi, tanta passione e tanto cuore. Dico tanto cuore perché i soldi sono arrivati dopo, perché se non parte da dentro di noi il sentimento di accogliere, di fare un passo oltre a quella che è la mera economia di sistema, non si va da nessuna parte. Quindi noi avevo già investito nel 2004 quando costruì un'imbarcazione elettrica, che anche questa era a ridotte barriere, e anche lì abbiamo la capacità e la possibilità di imbarcare carrozzine, proprio perché c'è questo sentimento che non lo so, forse qualcosa che ce l'abbiamo dentro, non è facile trasmettere ad altre aziende questo stesso nostro sentimento. Noi ce l'abbiamo messa, ci mettiamo passione e speriamo di essere trascinatori di idee, trascinatori di nuove forme di turismo alternativo, perché alla fine anche in questo modo c'è da fare impresa, c'è da fare turismo, ma soprattutto c'è da fare una vera accoglienza diversa. Allora, Presidente, intanto io la ringrazio per aver investito nelle fragilità, per crederci, per farli sentire normali, per farli veramente capire che il mondo può girare in maniera diversa anche per loro, però dovrete essere aiutati dagli amministratori, dalle province, dalle regioni, investire. Lei l'ha appena detto, quanta fatica per portare a bordo queste carrozzine, perché non si è investito. Pensiamo a Cortina, perché ci sono alberghi quasi tutti che non sono per le persone fragili, solo per i normodotati. Adesso si investe, ma perché ci sono Olimpiadi. Ecco, forse fanno paura le fragilità, tanto è vero che una volta li chiamavamo mongoloidi, poi handicappati, poi diversamente abili. Ecco, io li chiamo invece diversamente agili, perché per me si muovono solo in maniera diversa e sono delle persone meravigliose. Come ha detto lei, bisogna averlo nel DNA questa sensibilità, se no chi te lo fa fare? Ma può capitare a chiunque di diventare diversamente agili. Prego, Presidente. Allora, devo fare una premessa doverosa e corretta,
che nel 2004, quando ho fatto la prima imbarcazione elettrica con accessibilità facilitata, non abbiamo preso un soldo di contributi, lo devo dire, eravamo troppo avanti nel 2004 e si pensi che sono stato a Bruxelles con il progetto e ho preso anche un po' da stupido perché avevo costruito la barca prima di chiedere i soldi, quindi non hanno più potuto finanziarmi l'opera. Poi, no, vi dico la verità, sapete che io dico sempre solo la verità. Poi devo dire che ho partecipato nel progetto del comune di Stra, Abilità, hanno fatto una pista, una rampa di imbarco delle carrozzine veramente meravigliosa e quel progetto è stato finanziato totalmente dalla Regione Veneto che ha pagato 160.000 euro. In più devo dire nel 2018, quando ho costruito Sant'Agostino, questa imbarcazione che avete visto, Montacarichi, ho partecipato ad un bando regionale, un Port Feser, e ho ricevuto dalla Regione Veneto 100.000 euro a fondo perduto per costruire questa imbarcazione. Quindi, se devo essere sincero, fortunatamente abbiamo una Regione Veneto che ha creduto in queste imprese, in queste iniziative e ha finanziato. Certo, sui 300.000 che ho speso, 100.000 sono stato un gran bel bicchiere d'acqua, un gran bel aiuto, quindi grazie a Regione Veneto, e non mi nascondo che senza questi finanziamenti in aiuto, in supporto, non so se avrei avuto il coraggio di affrontare da solo questa spesa. Quindi ci sono degli investimenti da poter fare, ci sono bandi da poter partecipare e quindi proprio invito gli imprenditori a seguire tantissimo la progettualità di Port Feser, Regione Veneto, perché ci sono più ambiti dove tramite il Dipartimento Turismo, tramite il Dipartimento della Mobilità e Trasporti ci sono dei fondi dove possiamo attingere. Ringrazio ulteriormente anche la Regione perché proprio in questi giorni ci ha dato grande gioia sapere che hanno appoggiato delle iniziative di Unione Navigazione e di Assonautica facendo dei grandi lavori che partiranno a breve, dove appunto ci permetteranno delle imbarcazioni di poter navigare in ambiti diversi, tipo sul Fissero Tartaro, passando da Venezia, lungo l'idrovia Pobrondolo, alzando un ponte, e anche questa cosa sarà fondamentale perché vuol dire che colleghiamo più regioni attraverso l'acqua e ci sono imbarcazioni, noi ne abbiamo una a Mantova di molto grande che può imbarcare disabilità, diversamente accessibili, cioè quelli che hanno problemi, che potrà tranquillamente arrivare a Venezia senza più dover uscire in mare e quindi avere una maggiore fruibilità del sistema fluviale nel nord Italia. Quindi grazie anche per questi interventi importanti. È vero Presidente, però è anche vero che io non devo essere fortunata a vivere in Veneto o a vivere in Lombardia o a vivere in un'altra regione. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto e quello che mi aspetta di diritto è quello di sentirsi normali. Io vi invito, siccome è una trasmissione che vedono in tantissimi da per tutte le parti, tanto è vero mi collego anche con l'Australia, con internet si arriva dappertutto, che io voglio dare messaggi positivi. Perché di messaggi negativi ne vediamo tutti i giorni. L'Advar, che abbiamo ospite questa mattina, è uno di questi. Lei è anche uno di questi, sta parlando molto bene della regione, di investimenti, ma io voglio che questa cosa si ampli, perché io sono stanca di sentire che ci sono le Paralimpiadi, che le medaglie vengono pagate in maniera diversa, che questi ragazzi fanno fatica perché non si investe nelle strutture a spostarsi, specialmente nel mondo dello sport. Questi esempi che noi stiamo vedendo questa mattina devono essere di stimolo per altre regioni, per altri scopi, che è quello di aiutare le fragilità. Cosa ne pensa Bolzonello? E poi sentiamo anche Zuccoli, prego. Ma sicuramente noi, per quello che possiamo appunto osservare, davvero è importante che ci sia la possibilità di accedere ai servizi da parte di chiunque e in qualunque posto del mondo nel quale si nasce o si vive, insomma, ovviamente. Quindi credo che, come dire, da un lato sia piacevole essere una realtà che fa da pilota, da apripista, da faro in qualche modo, dall'altro abbiamo anche la responsabilità di questo, proprio perché sappiamo di essere anche, talvolta non ci capita di avere anche delle persone che vengono in visita nel nostro hospice, abbiamo un po' la responsabilità anche, no, di questa visione che portiamo avanti da tanti anni. Allora sentiamo Sandra Zuccoli, perché sennò mi cade la linea. Abbiamo Sandra da Padova, poi sentiamo la dottoressa Zuccoli, perché ripeto, sennò mi cadono le linee e voglio sentire anche gli ascoltatori. Prego Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Allora, intanto bravi tutti quanti, questi ospiti che hai.
E poi volevo dire una cosa, io ho un'amica che ha un nipote che ha la SMA. Allora, la vita di questi poverini, ragazzi, diciamo poverini, e di solito arriva a 12, lui ha 23 anni, ha avuto l'affetto dei genitori che erano anche giovani, vabbè no. Beh, questo ragazzo abita un po' fuori Padova, non dico la località per privacy. Allora cosa succede? Se lui vuole venire, senza contare il cambio di carrozzella nella crescita di questo ragazzo, non può venire a Padova in centro storico, perché i marciapiedi fanno schifo, non ci sono ste barriere, ste passerelle da dire beh, scendo dalla macchina, dal parcheggio e faccio un giro a Padova. Lui non può venire a Padova in centro storico. Me l'ha detto la mia amica, ci sono rimasta male, perché allora continuiamo a dire, Mirella, io seguo sempre la tua trasmissione, però vedo che delle volte non c'è la volontà. Poi ci sono anche dei genitori, magari dei genitori che combattono questa cosa, e i genitori che hanno quel pudore di stare nel loro nido. E purtroppo non siamo tutti uguali, Mirella. Io veramente mi ha preso una pita al cuore, perché ma come? Un ragazzo che abita a Padova, che è nato a Padova, non è venuto da chissà dove, e non può venire a fare un giro in centro, a guardare una vetrina, a fare un acquisto, non lo può fare, deve solo stare o andare a mangiare dove si può mangiare qualche domenica con i genitori, i nonni, ha un sacco di amici, bisogna dire la verità, della scuola. Allora io mi chiedo, ma perché c'è sta inerzia? Poi volevo evadere dal discorso questo, scusa Mirella, ieri sera ho guardato Rete Veneta, la guardo spesso, e devo dire è stata una trasmissione, guarda, il dottor Baccialli è il plus ultra dei giornalisti, scusami, ma sono tutti bravi, però sì. Lui è il numero uno. E nel modo che ha di porsi nelle domande, anche la calma che ha di mettere d'accordo, ma perché ieri sera c'era formaggio e vabbè sappiamo, però devo dire è stato molto interessante, anche chi l'economia io la mastico per modo di dire, come penso la maggioranza delle persone, quelle che non sono addette al settore, però ieri sera ho capito tante cose e che mi ha riempito, ecco, diciamo quel cassetto, quella cultura che abbiamo, siamo tutti ignoranti, ecco. Io volevo fare i complimenti per la trasmissione ieri sera e penso che abbia avuto dei picchi. Io ho conosciuto l'economista Piontelli a Padova perché era seduto in suo bar e io l'ho fermato e gli ho detto lei è così e così. Poi grazie Sandra, devo andare avanti, ti ringrazio. Rete Veneta dalla mattina alla sera fa degli ascolti incredibili, mi fa molto piacere, vi ringrazio di cuore anche a nome del direttore Luigi Baccialli, veramente sarà molto contento di quelle parole, della telefonata di Sandra. Allora dottoressa, veramente quello che vogliamo capire, dottoressa Zuccoli, è questo mondo delle fragilità, ma dobbiamo parlare di inclusività e questa è la parola magica che forse dovremmo usare, eliminare la parola disabilità. L'inclusività è quello che vogliamo, l'obiettivo da raggiungere. Prego, dottoressa Zuccoli. Assolutamente sì, e prima parlavate anche con l'altro ospite di quello che mi spetta di diritto, no? Io come responsabile ufficio stampa, ma insieme a tutto il gruppo di pubblica relazioni e promozione, quello che vogliamo diffondere nel territorio è proprio questo, no? Rendere consapevoli le persone che hanno dei diritti, sono dei diritti addirittura di servizio gratuito e quindi la nostra comunicazione, come dico sempre, è di due livelli, no? Il primo è proprio questo, di sensibilizzare la popolazione e far capire che esistono le cure palliative, che sono per tutti e che tutti ne hanno diritto in modo gratuito.
Il nostro secondo, diciamo così, secondo livello di comunicazione è quello di una richiesta di sostegno da parte appunto dei cittadini per poterci permettere di continuare ad erogare questi servizi, proprio perché sono gratuiti. Dicevamo prima, noi abbiamo solamente, avete visto il video prima, no? in apertura, noi abbiamo coperti solamente il 40%, neanche il 40%, il 37% dei costi che abbiamo. Tutto il resto proviene dalle gestioni liberali, dalla partecipazione agli eventi, ai concerti, acquisti dai mercatini, lasciti, il 5 per 1000. Ringraziamo a proposito la popolazione, sono appena usciti appunto i risultati. Siete i numeri uno, lo diciamo, siete i numeri uno, veramente complimenti. Noi ringraziamo davvero e soprattutto voi, perché siete, come diceva la signora prima in collegamento telefonico, siete veramente preziosi per il territorio. È un modo anche, cogliamo l'occasione per ringraziarvi, per darci voce, che poi la voce nostra speriamo appunto che arrivi a tutte le persone che hanno bisogno. I servizi dell'ADVAR sono gratuiti, l'ADVAR fa parte della rete di cure palliative dell'ULSS, per cui lavoriamo non siamo solo coordinati, ma siamo addirittura proprio in sinergia, per cui è veramente un voler aiutare il nostro territorio che, devo dire, quando è chiamato a sostenerci, ad aiutarci, risponde sempre con entusiasmo, partecipando ai concerti, partecipando ai nostri incontri culturali, venendo anche a visitare l'hospice. Per noi tante volte diciamo: venite a visitarci, perché qui si respira davvero, e non è una parola detta a caso, vita, nel senso che qua c'è un salotto dove ci sono tutti i giovedì spettacoli, musica, c'è un giardino che abbraccia i nostri ospiti di cui godono appunto i fiori, il profumo, il laghetto, le stanze che sono assolutamente come dei mini monolocali per accogliere non solo l'ospite ma la famiglia, perché noi addirittura una persona cara, se ha piacere, può rimanere anche a dormire o ricevere anche il pranzo, per dire se è qua. Per cui proprio noi l'abbiamo chiamata Casa dei Gelsi, la Presidente l'ha chiamata Casa dei Gelsi nel lontano 1988, proprio perché volesse accogliere la vita delle persone proprio in ogni istante. Infatti abbiamo visto prima le stanze sul primo video, adesso guardiamo anche il secondo video ADVAR.
Allora, dottoressa Zuccoli, quanto importante è la comunicazione? Riuscire ad arrivare alle persone tramite i video e la comunicazione, il marketing fondamentale. Prego. Sì, sono d'accordissimo, è fondamentale arrivare alle persone, anche perché pensi che anch'io prima di lavorare in Advar, essere di questa meravigliosa comunità, quando sentivo parlare dell'Advar mi veniva un po' di tristezza, e invece non è assolutamente vero, è proprio il contrario. Noi lavoriamo per far sentire alle persone quello che qua si respira. Già si è visto un pochino nel video, ma poi quando si viene qua, noi diciamo sempre bisogna esserci per vederlo, no? Per provarlo. Vi faccio un esempio. 2 settimane fa sono venuti a trovarci 25 bambini dell'asilo Barbisan, che è qua a fianco a noi, di 4 e 5 anni, con le loro maestre. Loro ovviamente sono venuti a vedere e a sentire il profumo delle piante officinali del giardino, ma pensate a questi bambini, sono venuti, hanno visto l'Advar, hanno fatto dei disegni meravigliosi e sono venuti e portano a casa che cosa? Questi bambini vanno a casa, se per caso sentissero che un nonno o un familiare dovrà in futuro venire all'hospice Casa dei Gelsi, questi bambini sanno che il nonno andrà in un posto che mi hanno detto come un albergo a 4 stelle, dove verrà curato, dove le persone si prenderanno cura di lui come loro sono stati bene qua, no? Starà bene come loro, perché loro sono venuti qua, hanno cantato, hanno visto, anche incontrato alcuni ospiti del giardino che li hanno salutati con simpatia, e quindi sapranno che il nonno andrà in un posto accogliente e quindi non avranno paura dell'Advar, e così come questi bambini andranno nelle famiglie e l'intero nucleo familiare saprà, se ancora non lo sapeva, che cos'è l'Advar e quanto è accogliente, no? Per cui è importante questo messaggio positivo. Comunicazione e questo far conoscere la nostra vita, la nostra voglia di cultura, perché noi ci prendiamo cura non solamente del corpo, ma anche appunto dell'intera persona. Come dicevo prima, noi abbiamo un grande salotto che è molto accogliente e tutti i giovedì vengono cantanti, poeti, narratori ad allietare gli ospiti o i parenti, oppure organizziamo tantissimi concerti, feste. La stessa marcia, no, quando arriva nel Parco Olimpia, che è il nostro giardino. Tra l'altro si chiama Parco Olimpia perché prende il nome dalla mamma di una volontaria che ce l'ha donato, perché abbiamo acquistato una parte ulteriore di giardino da quando appunto abbiamo ampliato l'hospice. Ecco, vedete quante cose ci sarebbero da dire, no? Perché è proprio, si crea veramente una comunità, così come nei volontari, è la stessa cosa, no? I volontari. Anzi, ringraziamoli veramente, dottoressa Zuccoli, ringraziamo tutti questi volontari che sono veramente tanti, un abbraccio grande, perché sono la spina dorsale delle associazioni di volontariato. Ricordiamoli questi volontari che in silenzio tutti i giorni aiutano, nonostante anche tante difficoltà, sono sempre in prima linea. Mi sono permessa perché veramente meritano tutti un abbraccio. Prego, dottoressa Zuccoli. No, anzi la ringrazio, verissimo, è un modo per ringraziare i volontari che insieme agli operatori portano avanti, no, il progetto Advar. Noi abbiamo volontari, abbiamo circa 240 adesso volontari, chi più impegnato, chi meno ovviamente come sempre, ma ecco, sono di 2 tipi. Abbiamo i volontari del fare e dello stare. Del fare si sono chiamati argonauti, pensate, dei loro stessi, e del fare sono coloro che vedete nelle piazze, nei mercatini, che aiutano per l'organizzazione dei concerti, degli eventi, bomboniere, io le ho qui sul tavolo, sono bellissime, di tutto e di più, no? Tutto il possibile appunto per sostenere l'Advar. Ci sono poi i volontari dello stare, che sono coloro invece che sono vicini ai malati. E vicino vuol dire alle volte parlare con loro, alle volte vuol dire rimanere anche in silenzio per ore, ma
far vedere che c'è qualcuno che ti è comunque sempre vicino, e sono in ogni caso fondamentali. Noi dicevamo l'altro giorno, abbiamo avuto una festa, abbiamo organizzato la festa dell'Advar, c'erano tutti gli operatori e i volontari insieme nel giardino, e la Presidente parlava proprio di un'orchestra, no? Un'orchestra che per avere un risultato eccellente ha bisogno di tutti i suoi componenti, dai più piccoli, da coloro che fanno il minimo, a coloro che compiono azioni ovviamente più magari del core, no, della nostra missione. Per cui veramente noi siamo affezionati ai volontari, e pensate che, mi piace dirlo, alla nostra festa l'altro giorno c'erano 2 volontarie che sono ultra novantenni e ci sono da sempre, dall'inizio dell'Advar. Allora io vorrei adesso, grazie dottoressa Zuccoli, sentire anche Rudy Todinato in qualità di presidente di questa società di navigazione Delta Tour. Presidente, perché si è investito così poco sulla navigazione? Eppure abbiamo un territorio che è meraviglioso, io penso che il turista avrebbe piacere di visitarci, ma abbiamo molte perplessità ancora, non siamo molto preparati, nonostante lei abbia fatto capire l'importanza degli investimenti che sono stati fatti, che si fanno. Forse il PNRR potrebbe anche aiutare in questo, perché viviamo su un territorio meraviglioso circondato d'acqua. Prego Presidente. Beh, allora innanzitutto voglio ringraziarti, perché accomunare la nostra azienda ad Advar, con quel valore aggiunto che ha Advar, mi sento veramente orgoglioso di parlare di turismo fluviale vicino a certe grandezze che veramente mi hanno un po' commosso sentire la dottoressa Zuccoli e il dottor Bolzonello, quindi grazie anche di questa commistione che hai fatto tra noi e loro, quindi grazie. Una cosa importante hai detto, e sono cose poco capite, Mirella. Noi siamo delle imprese abbastanza, passami il termine, illuminate, che hanno guardato un po' oltre a quello che è il mero turismo di massa veneziano. Cioè, se vai a Venezia c'è tutta una movimentazione di gente che va e viene, ma dov'è che si punta sul turismo lento? Io ho aderito a Slovenis ancora nella sua creazione nel 2005-2006, poi ho fatto più progetti legati alla mobilità lenta e alla mobilità sostenibile, la mobilità accessibile. Abbiamo fatto progetti incredibili sulla raccolta delle immondizie sui fiumi, per farti capire dove puntiamo noi, dove si va a guardare non solo la qualità del turismo, ma come si fa, dove si fa, quando deve essere fatto. E quindi cosa ti devo dire io? Cosa dovrei essere il politico che si pone come obiettivo quello che tu vuoi? Però io sono un imprenditore, quindi devo fare impresa e cerco di farla in maniera sostenibile, accessibile, intelligente. A volte ci riesco, a volte non ci riesco. Bisognerebbe essere, come hai detto prima dell'avvocato Artuso Stefano, avere più avvocati Stefano che facciano dei corsi sull'accessibilità, sulla sostenibilità. Devo dire che per quanto se ne parli, c'è anche poca comunicazione in merito a quello che sono gli investimenti pro questo tipo di azioni per i cittadini. Voi avete detto veramente delle cose fondamentali, cioè bisogna comunicare. La dottoressa Zuccoli ha appena parlato di comunicazione, che la comunicazione è trainante e fondamentale per far sapere agli altri cosa bisogna fare. Ecco Mirella, bisognerebbe avere più risorse per comunicare, ma non lo può fare Rudy di Delta Tour. Cioè Rudy è un capitano, Rudy naviga, poi ci mette passione, amore, gioia. Io mi si riempie il cuore quando vedo certe situazioni di bordo dove la disabilità, l'autismo vengono messi insieme a bordo e rendiamo persone felici, non solo i ragazzi, non solo i bambini, ma anche i genitori, perché non dimentichiamoci che in ogni famiglia di un bambino autistico ci sono una mamma e un papà che vivono in simbiosi con questo problema, quindi dare anche loro un po' una giornata di leggerezza, credetemi, è fondamentale. Come giustamente hanno appena ricordato Zuccoli e Bolzonello, cioè questi 240 soggetti, angeli che si prodigano per fare queste azioni di miglioramento di tutta quella che è la comunicazione, l'accoglienza, il sistema, organizzare queste marce. Cioè io veramente sono degli angeli, perché lo fanno magari totalmente a titolo gratuito, quindi
cosa vi posso dire? Cioè, questo ci vuole, ha ci detto vuole- bene, Presidente, ma molto bene, nel senso che l'incompetenza regna sovrana, perché io l'altro giorno ho fatto un salto dalla sedia quando ho sentito il turista vuole l'enogastronomia, ma l'hanno scoperto adesso? Cioè adesso l'hanno scoperto che il turista viene da noi per mangiare, per bere bene, perché siamo i numeri uno, non ce n'è, siamo il giardino del mondo, il più bello, vuole visitarci. Là bisogna investire, Presidente, avevamo i porti più belli d'Europa e sono stati abbandonati, non si è investito, adesso sembra che anche le zone turistiche con questi sindaci si mettano in rete e forse hanno capito che forse facendo rete si riesce ad arrivare a quel turismo che veramente vuole questo e la comunicazione è fondamentale, Presidente, ma giustamente dice io faccio la mia parte, qualcun altro deve fare la sua, ma noi paghiamo queste persone per fare quella parte. Il problema è che non la fanno, lo dico io, non lo deve dire lei, Presidente, lo dico io, non la sanno fare perché abbiamo molta incompetenza. Purtroppo, ed è stato dimostrato anche questa mattina, quando abbiamo sentito come proprio ha spiegato l'avvocato Artuso, tutte queste gabelli, tutti questi problemi che hanno i cittadini che continuano a non capire perché non sono spiegati. Ho dovuto far spiegare i bot perché ricevo telefonate quando vanno in banca, le persone tornano indietro perché non hanno capito niente e hanno paura ancora di chiedere, perché abbiamo delle persone che non riescono a capire, che devono più ascoltare e poi spiegare. Ecco, funziona così purtroppo in questo paese, eppure abbiamo delle menti eccesse che non vengono prese in considerazione. Lei è una di queste, ha fatto la barca prima di chiedere i soldi, per forza nessuno gliel'ha spiegato. Io mi domando in Europa chi mandiamo e cosa facciamo, ma questo lo dico io. Allora io vorrei adesso sentire anche Lorenzo Bolzonello, psicologo, perché veramente qua, dottor Bolzonello, stiamo andando via di testa, stiamo diventando veramente matti, perché noi avevamo le idee chiare, qualcuno ha fatto confusione, la solitudine dei giovani è una dimostrazione, questi non ne possono veramente più. Prego, dottor Bolzonello. Ma sicuramente i giovani sono una categoria da sempre attenzionata anche da ADVAR e attraverso appunto il progetto Rimanere Insieme ADVAR è vicina al mondo della scuola. Ricordo che quest'anno si è tenuto il 14° corso per insegnanti e formatori, educatori, insomma, no? Quindi chi ha a che fare con i ragazzi di ogni ordine e grado di scuola, proprio per poter essere vicini a loro anche nei momenti davvero di maggior fragilità, di maggior dolore, come può essere l'occorrenza appunto di un lutto. Ma riceviamo anche tante richieste per poter intervenire nelle situazioni di emergenza e troviamo una scuola che in realtà spesso ha voglia di reagire, di rispondere e magari però è ostacolata a volte o da burocrazie oppure anche magari da delle famiglie non sempre presenti, non in tutte le situazioni e quindi a volte appunto i ragazzi più giovani davvero vivono la fatica di un mondo degli adulti che guarda poco a loro o magari insomma parlando poco tra enti di riferimento, ecco, del mondo giovanile. Per fortuna, ecco, ADVAR nel suo piccolo e quello che può fare insomma per i ragazzi è presente e abbiamo voglia, ecco, di esserci e di farlo insomma davvero con la nostra impronta, con il nostro stile. Però quello che osserviamo davvero è in realtà un desiderio da parte dei ragazzi di trovare il loro posto nel mondo, ecco, e quindi quello che diceva prima, no, di essere in ascolto, ecco, credo che sia un atteggiamento davvero prezioso da poter avere davvero con le generazioni più giovani, dalle quali abbiamo in realtà molto da imparare, perché a volte li sottovalutiamo, a volte ci sembra che non abbiano molto da dirci, invece davvero hanno tanto da poter raccontare, ma forse devono essere incoraggiati e deve essere dato loro anche lo spazio di poterlo fare.
Allora, dottoressa Zuccoli, io nella riunione che abbiamo fatto con Bolzonello e altre associazioni mi sono molto lamentata della mancanza di giovani nel mondo del volontariato. Non perché lo dico io, ma perché ho associazioni di volontariato e tutti quanti cercano giovani, a parte qualcuno che pensa di essere il numero uno e poi invece ci ritroviamo che le situazioni sono diverse. Forse sbagliamo comunicazione, forse loro più di ascoltare hanno bisogno di parlare, di essere ascoltati. Ecco, loro sono stanchi del compitino in classe, come ho detto l'altro giorno in riunione. Ecco, loro vogliono essere intrigati, vogliono partecipare. Io ho avuto l'altro giorno Plastic Free in trasmissione e abbiamo fatto vedere i video e sono tutti ragazzi che raccolgono, che cercano di dare un equilibrio all'ambiente. Ecco, questi giovani, lo sento, basta andarli a prendere. Perché si fa così fatica? Perché così tanti paletti, tanta burocrazia e forse anche da parte di certi istituti poca voglia di far partecipare? Perché sa, quando io presento un progetto è facile dire sì, lo presenti, poi vediamo. Lo vediamo, ciao, dammi il progetto, torno indietro, perché so già che quando arrivi alla terza pagina non lo leggi più, basta capire l'approccio che si ha. Prego, dottoressa. Sì, ovviamente ci sono diversi livelli, no, di volontariato, diversi modi di partecipare ad aiutare la comunità. Allora, per quanto riguarda, se facciamo riferimento specifico ai nostri volontari, noi abbiamo una media di 67 anni, ecco, è la media dei nostri volontari. Ci sono tantissimi che sono in pensione, ci sono però anche dei giovani che lavorano e che dedicano alcune ore, appunto anche alcuni giorni anche alle nostre attività. Però vediamo anche che coloro che sono magari molto impegnati, no, giovani o giovani adulti anche, che lavorano, che studiano, devo dire che quando c'è l'occasione, quando noi lanciamo magari un'iniziativa, un evento, rispondono e questo è bellissimo. Durante la marcia abbiamo sempre avuto in questi anni la Paola Pascolo con tutti i suoi ragazzini e loro vengono, no, gratuitamente, vengono a cantare, a ballare per fare festa per gli altri, oppure agli eventi vediamo che partecipano, vediamo che ci danno una mano, vediamo le associazioni sportive che ci propongono veramente delle competizioni, dei tornei tutti a nostro favore. Ecco, oppure dei cantanti giovani che quando è possibile, no, si esibiscono a nostro favore. Ad esempio noi quando qualsiasi evento culturale, da un congresso a un incontro culturale in centro che organizziamo, noi o un incontro anche qua all'Advar, qualsiasi incontro presuppone un momento musicale. Ecco, noi riceviamo delle offerte gratuite di partecipazione da giovani artisti anche molto di talento per venire appunto a partecipare, ad essere protagonisti di questi incontri a nostro favore. Cioè ci sono moltissimi modi per esprimersi e come diceva lei, assolutamente ragione, bisogna, e anche prima Lorenzo, dobbiamo lasciare loro spazio, dargli degli spunti oppure ascoltarli perché loro ne hanno veramente tanti. Un ultimo esempio, noi tutti gli anni organizziamo un ciclo di incontri culturali e tutti gli anni ad un evento, un sabato pomeriggio, viene una classe dei ragazzi del liceo Leonardo da Vinci di Treviso. Ecco, ci stupiscono sempre con le loro riflessioni profonde accanto agli vari relatori, che siano psicologi, che siano grandi giornalisti o appunto esperti delle varie argomentazioni che trattiamo, e ci stupiscono sempre, sono sempre veramente, e vengono sempre in modo gratuito, in modo spontaneo. Vede, dottoressa Zuccoli, quello che ho detto io, basta andarli a prendere, intrigarli, loro ci sono, non è che non ci sono, basta andarli a prendere. Il problema è che facciamo fatica perché qualcuno vuole che noi li andiamo a prendere, questa è la verità, e da soli non ci arriveranno mai, bisogna intrigarli e andarli a prendere. Allora io saluto Rudy Toninato. Presidente, come ci saluta e cosa spera, ecco, in un futuro? Allora, grazie, vi saluto anch'io. Cosa vuoi che ti dica, Mirella? Spero in un futuro dove
persone illuminate che sono al governo di questa nostra nazione abbiano un po' più a cuore la disabilità, l'accessibilità, l'autismo e soprattutto che abbiano a cuore quelle imprese che credono nel fare investimenti legati a questo tipo di cose. Cioè, io chiedo solo questo, cioè, ma è anche guarda che mi fai delle domande alle quali faccio anche gran fatica a costruire una risposta. Cioè, tu sei brava, però non è facile quello che tu mi chiedi. Dare una risposta a queste domande non sono certo io che devo dare la risposta. No, ma deve dare il là però, Presidente, perché ha le idee chiare, ha capito? Lei sa di cosa ha bisogno. E quando chiede, Presidente, le dicono di sì, ma come fanno a dire di no a un progetto del genere? Ma come si fa? Non si può dire di no, Mirella, non si può dire di no, non si può. Facciamo fatica, hai capito, Mirella? Cioè, io a volte mi chiedo come mai devo io a dire queste cose, cioè dovrebbero essere loro che si mettono davanti. Finalmente che l'ha detto. Grazie a Rudy Toninato, Presidente Società di Navigazione Delta Tour. Grazie Presidente, grazie a Lorenzo Bolzonello, psicologo Rimanere Insieme ADVA, grazie a Giovanna Zuccoli, responsabile PR Stampa Eventi Culturali ADVA, grazie, buon lavoro, pubblicità. Grazie a voi. Vi presento altri graditi ospiti, abbiamo tutti e due in presenza il dottor Giulio Agnello Santoro, responsabile Centro Incontinenza e Stomia ULSS 2 Marca Trevigiana. Grazie dottor Agnello Santoro di essere qui con noi. Mirella, grazie. A te. Assieme a Mirko Visentin, consigliere comunale Treviso, lista Conte, rieletto, consigliere un'altra volta, molta strada in salita, tante cose da fare. Un esempio, poi ne parleremo, su questo Festival della Cultura che non riusciamo a capire come vengono invitate le associazioni, se ci sono due binari o se c'è un binario unico uguale per tutte. Ma io partirei proprio dal dottor Santoro per questa importante comunicazione che state cercando di fare, di dare con le presenze nelle piazze non solo di Treviso ma anche in realtà in occasione delle giornate importanti dell'incontinenza, ma soprattutto far capire che bisogna fare prevenzione. Io ho fatto anche uno slogan, più prevenzione, meno pannolone. L'ho inventato io perché con la prevenzione forse si riesce ad arrivare. Prego, dottor Santoro, com'è andata anche noi ci siamo collegati, non c'era un collegamento molto, però insomma qualcosa siamo riusciti a sentire. Prego. Allora, intanto grazie sempre per la possibilità che ci dai di essere in trasmissione, ma anche di seguirci nelle piazze, quindi quando siamo effettivamente in campo. Il 28 giugno è stata la giornata nazionale dell'incontinenza, in realtà è una giornata mondiale dell'incontinenza e noi abbiamo questa tradizione, cioè di scendere in piazza, quindi presentarci con un gazebo, con un camper e poter incontrare direttamente la popolazione e la cittadinanza. Il problema dell'incontinenza, lo sai, lo stiamo portando avanti insieme, è un problema molto serio che interessa circa il 15% della popolazione, oltre l'età dei 60 anni, ma che trasversalmente interessa maschi, donne, anche in età molto più precoce, addirittura in età infantile. E c'è un problema grosso sull'incontinenza ed è quello della reticenza. Cioè le persone che hanno questo tipo di problematica difficilmente ne parlano, hanno vergogna, sentono tanto imbarazzo, addirittura talvolta colpevolizzazione. E questo porta a quello che dicevi tu, cioè che non pensando a trattare in qualche modo il problema, poi dopo si rifugiano nella terapia degli assorbenti e quindi nei famosi pannoloni. E l'impatto anche economico dei presidi di assorbenza è molto importante, perché la spesa sanitaria per i prodotti di assorbenza, quindi i cosiddetti presidi, è circa la metà, considerando tutti gli altri presidi. Quindi questo è uno dei motivi che la Regione ha voluto anche approfondire tramite un tavolo tecnico regionale di cui io appunto faccio parte, per cercare di fare prevenzione. Cioè non bisogna arrivare al pannolone, bisogna intervenire prima, a tanti livelli, prevenzione primaria, prevenzione secondaria, prevenzione terziaria.
Perché si ha così paura della parola incontinenza? Soprattutto l'uomo fa fatica a farsi visitare, a curarsi, ecco, è come se una parte della sua virilità venisse meno, cosa che non è così se tu fai prevenzione. Prego. Dici no, è assolutamente giusto. Sai, resta come una specie di tabù questa parola, cioè fa paura e mette tanto imbarazzo. Ed è vero che tutto sommato anche gli uomini, no, i maschi, hanno più imbarazzo delle donne. Si sa che questa patologia è fondamentalmente legata nelle donne al momento del parto, perché nella maggior parte dei casi sono i traumi da parto che poi dopo portano nell'età più avanzata, in genere si parte dalla menopausa, problemi legati ai prolassi, legati all'incontinenza, legati alle difficoltà di andare di corpo. E in genere questo avviene perché? Perché durante il parto c'è un traumatismo importante. Fin quando la donna è giovane e fin quando c'è la prevenzione esercitata dagli estrogeni, queste manifestazioni cliniche non ci sono. Ma via via che l'età avanza e all'improvviso in post-menopausa crolla, no, il tetto ormonale estrogenico, questi problemi si manifestano improvvisamente. Nell'uomo non è così, perché chiaramente nell'uomo non c'è il trauma da parto, però nell'uomo c'è l'altro problema, il problema è legato alla prostata. Ed infatti molti di questi pazienti con incontinenza sono pazienti operati per prostata e che poi dopo nel post-operatorio possono avere questi sintomi. E noi facciamo prevenzione a più livelli, ma la prevenzione più importante è la prevenzione proprio che stiamo facendo noi, mediante l'informazione. Allora, adesso una cosa importante da capire è che grazie a questa informazione che voi fate andando con questi camper nelle piazze, forse la gente si è avvicinata, ha capito l'importanza di fare squadra, tanto è vero che lei è riuscito a riempire il Teatro Mario del Monaco, uno spettacolo meraviglioso. Andiamo a vedere e poi lo commentiamo. Questa sera, signori, parleremo di salute. Questa sera vogliamo condividere salute. Un tema che ancora oggi viene sentito con tanto imbarazzo, tanta vergogna e ci si scandalizza. Incontriamoci a teatro è l'iniziativa che rientra nella campagna sociale di sensibilizzazione promossa dall'ULSS 2 per abbattere i tabù sul tema dell'incontinenza. Certamente con la vecchiaia ha una maggiore incidenza, ma colpisce tutte le fasce di età, anche i bambini, i giovani adulti e le donne. 1 su 3 donne tra i 18 e i 75 anni manifesta sintomi di incontinenza. Sul palco del Teatro Mario del Monaco di Treviso vengono affrontati i temi legati alla prevenzione e cura dell'incontinenza che colpisce oltre 7 milioni di persone in Italia di tutte le fasce di età. Un evento sold out molto sentito in città che ha visto oltre 700 persone a teatro. Ancora di questo tema si parla poco e c'è tanta disinformazione. E allora il nostro messaggio, le nostre campagne è di continuare a parlarne, far sì che le persone possano capire, comprendere che c'è per loro una possibilità. La prevenzione passa anche attraverso la conoscenza, quindi non è da pensare che solo chi soffre di incontinenza o è un paziente stomizzato abbia un problema, perché c'è tutta la rete attorno, è una rete che conosce questo tipo di problematiche e necessità, può essere molto di supporto. Che succede? Che è un patto, voi non immaginate, ma è emozionante sta cosa essere da questa parte. Sono persone che hanno dei percorsi molto complicati e la chiave di tutto questo è informare e parlarne, che sono 2 cose che nell'incontinenza non esistono. Vedere un palco così pieno, un teatro così pieno è veramente bellissimo, quindi grazie davvero di cuore. Allora, dottor Santoro, ecco l'importanza della comunicazione esatta, di non far paura. E le persone sono arrivate, vuol dire che avete centrato l'obiettivo? Sì, c'è tanta sensibilità e questa serata, no, che abbiamo organizzato un anno fa è una serata per promuovere innanzitutto e fare informazione, ma anche per raccogliere dei fondi che noi abbiamo devoluto completamente alle associazioni pazienti.
Ci sono associazioni di pazienti incontinenti e stomizzati molto forti in Veneto e fanno un lavoro eccezionale, incredibile. Abbiamo dei volontari che vengono ogni settimana in ospedale per incontrare persone e pazienti e dargli la propria esperienza, cercare di aiutarli, dargli suggerimenti. E questo lavoro delle associazioni è un lavoro di volontariato che le associazioni si sobbarcano completamente. Allora, l'obiettivo anche di quella serata là fu quello di poter raccogliere dei fondi per aiutare, per sostenere queste associazioni che fanno un lavoro incredibile. Però permettimi, visto che c'è anche il consigliere oggi comunale, di ringraziare anche l'amministrazione comunale, perché la possibilità di essere andati a teatro ci è stata offerta gratuitamente dal comune, la possibilità di andare in piazza ci è data dalle autorizzazioni che il comune ci ha dato. Abbiamo sentito sempre tanta vicinanza da parte di questa amministrazione, per cui è una squadra vincente. Voi come televisione, come mezzi di informazione, noi come ospedale, l'amministrazione comunale che ci sostiene, e credo che lavorare di squadra poi porta a risultati davvero tanto soddisfacenti. Allora Mirko Vigentin, lavorare di squadra, ma bisogna prendere i voti. Quando ti candidi lei è riuscito a prenderli, è ritornato consigliere comunale per la sensibilità, perché quando semini poi raccogli, ma soprattutto quello che diceva il dottor Santoro, riuscire a capire di mettere a disposizione questo patrimonio pubblico che c'è per la fragilità, per le criticità. Quanto importante è? Prego. Prima voglio ringraziare il dottor Santoro perché fa la professione come una missione. Non è obbligato a fare queste cose, ma le fa perché lo sente come una missione fare il dottore. Io permetto che faccio tutte le cose che si devono fare dopo i 60 anni, anche perché sono stato scottato. Bisogna per esempio fare la conoscopia, fare tutte queste indagini, fare tutto quello che serve, perché poi si paga un prezzo caro, molto salato. L'amministrazione dove trova questa sensibilità trovate sempre porte aperte, e è importantissimo che queste cose vengano fatte, specialmente da dottori come lei, che dedica oltre che al lavoro professionale anche al lavoro di divulgazione, e la ringrazio. Poi stare sul territorio, per quanto mi riguarda, è una cosa importante. Ho sempre avuto questa vocazione. Prima parlavamo in entrata, prima di entrare in trasmissione, chi ce lo fa fare? C'è la passione per chi va a giocare a calcio, c'è la passione per chi va a caccia, c'è la passione per chi vuole andare via in moto. Io ho la passione per la politica, il dottore ha la passione per queste cose, tu ne hai altre tante passioni che non si va male. Non ho la passione dei politici, quello no. No, ma fai anche tu una politica, fai una politica sul territorio, perché coinvolgi me, coinvolgi il dottore e fai un po' da cassa di risonanza, anzi fai da cassa di risonanza queste iniziative. Poi adesso sei anche in vetrina in Villa Margherita e quindi quando passo di là davanti a Villa Margherita penso sempre a te, penso alle tue iniziative, è molto facile grazie. pensare a te. Anche perché in questi giorni abbiamo sentito parlare molto di Villa Margherita, di questa possibilità di mettere il mondo degli studenti, di aprirlo alla comunità. Io lo trovo molto importante, ecco, però avete le opposizioni che non sono d'accordo. Io vorrei che qualcuno venisse anche a vedere Villa Margherita e le possibilità che offre a questo mondo di studenti che veramente cercano una locazione, e lo dico io perché io la vivo, Villa Margherita, e penso sia un ottimo obiettivo quello che vuole raggiungere il sindaco Conte, tanto che quando io ospito, indipendentemente del colore politico, non sempre della Lega, ammirano la sensibilità di questo sindaco. Non a caso è stato premiato per quello che ha seminato con la sua sensibilità e l'ascolto che ha dato, e questo è l'importanza. Ecco, l'ascolto, anche lei consigliere è stato eletto perché ha seminato bene, i cittadini capiscono questo, l'importanza. Anche qua è fare prevenzione, di non farsi fregare il cittadino dal politicante. Non a caso ho detto non la politica, ma io invito i politici, poco i politicanti, perché li conosco bene, so anche scegliere fortunatamente dopo tanti anni. Ecco, perché lei fa politica da tanti anni, ma non è mai stato un politicante, è sempre stato un politico che ha cercato di mettere del suo. Prego.
famiglia nota a Treviso, famiglia Visentini, Marei di voti, prego. Adesso non vorrei essere quello che va a raccogliere i voti e fa solo quello per professione. A me è stata trasmessa da mio padre questa passione di dare un servizio al territorio, dare un servizio alle persone. Nel mio piccolo, perché ho fatto sempre questo, rapportandomi col territorio. Ieri sera, per esempio, mi ha suonato il campanello un vicino, ho visto delle persone sospette e allora come puoi avere rapporto diretto con l'amministrazione? Ho mandato un messaggio al comandante di vigili, guardi che c'è questa situazione, e mi ha dato subito una risposta. E questo la gente si sente un po' rincuorata su queste cose qui. Bisogna farlo, ma io lo faccio perché mi piace, no? Perché mi sento obbligato a farlo. Beh, avete capito perché vi ho detto questo, è appena proprio convalidato quello che io ho detto, perché lui ha la passione, lui ascolta il cittadino che è in difficoltà e che vuole porre un problema, e l'ascolto è molto importante perché poi premia. Allora andiamo a vedere anche questo servizio Conte Capitale della Cultura, andiamo a vedere e poi lo commentiamo. Abbiamo ufficialmente protocollato la nostra manifestazione di interesse alla candidatura per Treviso Capitale Italiana della Cultura 2026, quindi attendiamo qualche giorno l'esito della manifestazione di interesse e dopo cominciamo a lavorare a testa bassa sullo studio e il report che dobbiamo preparare per illustrare quelle che sono le caratteristiche, le progettualità e la visione culturale di questa città. L'iter di candidatura prevede l'attivazione dei tavoli di lavoro con la regia del sindaco e la parte operativa affidata al dirigente del settore musei, biblioteche, cultura e turismo del comune. Settore, quello culturale, che la città si sta impegnando ad ampliare e migliorare, dal Museo Bailo alla riqualificazione di Casa Robegan, al recente restauro della chiesa di Santa Margherita e la realizzazione dell'abside di Santa Caterina. I luoghi di cultura cominciano a diventare davvero importanti se messi in rete inoltre con il patrimonio della Fondazione Benetton, della Curia, della Fondazione Casamarca, che ovviamente dovranno essere tra i protagonisti insieme a noi di questa programmazione. Ci sarà un coinvolgimento di tutte le associazioni culturali, così come della rete dei festival, perché, ripeto, deve essere una candidatura inclusiva, aperta a tutti, dove ognuno di noi deve mettere il proprio tassello. Penso per esempio alle mura cittadine, che saranno anche oggetto di riqualificazione attraverso il PNRR, che certamente saranno uno degli elementi forti del nostro dossier. Il percorso di candidatura prevede che dopo l'esito della manifestazione di interesse la città presenti un dossier che sarà valutato entro settembre. Attesa per il mese di marzo la nomina ufficiale della Città Italiana della Cultura 2026. Tempi serrati dunque per lo sviluppo di un progetto che mira a coinvolgere le università e le scuole, ma anche tutti i partner del territorio. Ovviamente sarà una candidatura di territorio, una candidatura inclusiva che vedrà coinvolti anche i comuni limitrofi e i territori e i paesaggi naturalistici che caratterizzano ovviamente la Marca trevigiana. Dottor Santoro, anche la prevenzione è cultura. Io solleciterei il consigliere Visentin a proporre al sindaco anche questa prevenzione festival della cultura con la prevenzione. Cosa ne pensa, dottor Santoro? No, è quello che tu dici, cioè la prevenzione è realmente cultura, perché vuol dire avere conoscenza, capire e cercare di agire nel momento più idoneo possibile. Quello che tu dicevi, e ne abbiamo parlato anche su Villa Margherita, che è diventata davvero un punto importante proprio di incontro anche per le associazioni, per tante iniziative di prevenzione, è quello di poter magari svolgere o sviluppare un'altra idea che ci era venuta in mente, quella della palestra. Perché? Perché noi trattiamo tanti pazienti e molti di questi pazienti con incontinenza non vanno a intervento chirurgico, perché vengono trattati con la fisioterapia, con la riabilitazione, ma i trattamenti che vengono fatti in ospedale sono molto limitati, si parla di 10 sedute, 20 sedute, poi questi pazienti a casa non fanno più, non sviluppano più questo tipo di esercizi. Allora noi non volevamo abbandonarli. E per continuare sul discorso della prevenzione ci era venuto in mente di poter costituire una palestra che fosse una specie di ponte tra l'ospedale e la casa.
dove accogliere persone, dove fare comunità, dove fare gruppo e dove fare prevenzione. Allora quando ne parlavamo, e tu l'altra volta che eravamo nella piazza ci hai detto ma perché non pensate a Villa Margherita? Non lo so, io ti ripropongo questa idea e magari se l'amministrazione ci aiuta potremo portarla avanti. Guardi, porte aperte, tanto è vero che venerdì inizio con lo yoga per i CEOD, perciò venerdì questo inizio con lo yoga per portare un po' di serenità e di tranquillità a queste figure che veramente a queste fragilità che sono state molto chiuse, che hanno sofferto le pene dell'inferno. Pensate se abbiamo sofferto noi queste fragilità, quanto hanno sofferto. Allora dare la possibilità di questi spazi che ricordo veramente è stata una sensibilità del sindaco Conte. Lui non mi ha detto presentami 1000 progetti, lui mi ha detto ecco le chiavi, vai, fai e vediamo. Io ho cercato di fare del mio meglio, però si fa fatica a fare rete tra associazioni, si fa fatica perché noi abbiamo i campanili. Io ho fatto una riunione l'altro giorno con le associazioni di volontariato, con volontari insieme ed emerge sempre quello che vuole fare tutto lui, che sa tutto lui, che tutti i numeri lui, non c'è niente da fare, i campanili ci sono e se non si fa squadra perché non si vuole. Eppure io dico il festival della prevenzione perché siamo in tanti che facciamo prevenzione, facciamo la prevenzione alla povertà, facciamo prevenzione all'ascolto, guardate quanti veramente abbiamo il telefono amico, abbiamo il telefono rosa, abbiamo di tutto e di più, questa è prevenzione, per questo io chiedo al consigliere Visentini portare avanti il Festival della Prevenzione che è cultura. Prego. Sì, la struttura di Villa Margherita, praticamente la struttura di Villa Margherita la conosci molto bene e ha bisogno di una sistemazione molto radicale. Con i fondi del PRNN non sempre è facile e non è dentro su quella iniziativa. Mario sta cercando altri fonti, il sindaco Mario sta cercando altre fonti per finanziare il riassetto di quella struttura che è stata abbandonata ancora quasi 20 anni fa dai carabinieri. Tu stai facendo molto, però non tutti i locali possono essere occupati, anche dal punto di vista dell'impiantistica si devono fare delle opere molto radicali. È vero anche questo, ma è vero anche che ho avuto anche l'ULSS in sopralluogo e devo dire la verità che i carabinieri quando sono andati via nel 2014 l'hanno lasciato in uno stato ottimale, nel senso che si possono fare, è vero, tanto è vero che ci sono i bagni funzionanti, c'è l'energia elettrica. Poi per carità è una villa del Settecento, non è che puoi trovare la pittura dell'ultimo giorno, ma bisogna anche capire l'importanza del sito dove sei e soprattutto all'aperto questi due parchi che ti permettono di fare quello che dice il dottor Santoro. Non è che per forza devi entrare all'interno, lo puoi fare anche all'esterno. Nelle giornate piovose puoi metterti sotto le barchesse che non piove, non so come costruivano una volta, ma sappiate che se anche stradiluvia sotto la barchessa non arriva un goccio d'acqua. Capite l'importanza? Ecco, niente era fatto a caso, niente era lasciato a casa, minimo particolare veniva studiato, l'aria, il vento, tutto. Dottor Santoro, ma una volta con poco facevano tanto e adesso con tanto non riusciamo neanche a fare poco. Prego. No, guarda, il problema è di organizzazione, un problema è di sapere cosa si vuole e come arrivarci. Poi dopo non è un problema di tante risorse, di poche risorse, non parliamo solo di risorse economiche, ma parliamo anche di risorse umane. Esatto. Cioè, il problema fondamentale è questo, e talvolta le risorse umane anche vengono impiegate male. Invece la cosa più importante è avere chiaro un progetto, chiaro che cosa si vuole fare e dopo si parte, perché non si può avere tutto e subito e dire se non abbiamo tutto non si fa. Esatto. Perché allora se non abbiamo tutto non si fa, ecco perché tante cose non si fanno. È vero, come dicevamo prima con il consigliere, che poi ci deve essere anche tanto spirito per fare le cose. Tu parlavi di prevenzione, adesso io ci pensavo e dico anche fare prevenzione della solitudine. Esatto. Perché molte di queste persone, molti pazienti, poi dopo vivono in solitudine e questo li porta a morire prima, sono già morti. Allora, fare queste iniziative, anche la palestra, a cui in questo momento ci teniamo tantissimo e speriamo di riuscirci con le associazioni anche che ci possono dare una mano, e fare anche prevenzione di solitudine.
Esatto. Perché le persone insieme ritrovano vita, ritrovano gioia, ritrovano entusiasmo. Ma perché ho detto questo? Perché io vedo quando organizzo le manifestazioni, perché hanno così tanto successo? Perché sono all'aperto. Io vengo da una storia di associazionismo, so cosa vuol dire il chiuso e l'aperto, spazio aperto. La gente arriva, se tu sei all'aperto, nel chiuso fa fatica, anche se è gratuito, ma sei sempre nel chiuso, devi entrare in un posto, mentre l'aperto ti fa socializzare. È qua che abbiamo la cultura sbagliata, perché siamo sempre stati chiusi. Noi siamo profondo nord perché siamo sempre stati chiusi, invece dobbiamo aprirci. Non a caso io dico quasi tutte le mattine che dobbiamo iniziare a parlare di inclusività e non di disabilità, perché se continuiamo a parlare di disabilità non parleremo mai di includere, e forse stare all'aperto, socializzare vuol dire proprio questo, includere. Prego Visentin. Forse anche così fisicamente le due barchesse di Villa Margherita sono due bracci che ti vogliono accogliere e portarti nella corte interna che c'è. Le cose, è vero, quello dice lui, è importantissimo, le cose prima si intuiscono, si comincia, e quando si mette in moto dei meccanismi, dopo questi meccanismi fanno sì che la gente venga più volentieri, venga perché è attirata. Io sono d'accordo. Io come consigliere comunale, visto che anche Villa Margherita ricade nel mio territorio, abito lì, no, non è mio, è di tutti, mi impegno perché il progetto vada avanti. Non so lo spazio adeguato per fare una palestra lì all'interno delle barchesse, se ci sia. Tu l'hai già individuato? Ho tutti i CEOD che vengono tutti i martedì a fare allora attività motoria, bisogna valorizzarla. Cioè sono più di 200 ragazzi che arrivano, bisogna capisce bene che sappiamo quello che diciamo. Ecco, vede, il problema è dei politici che delle volte dovrebbero toccare più con mano quello che è la realtà, ad esempio i banchi solidali, ad esempio queste attività che vengono fatte tutti i martedì, mercoledì, venerdì, pensate, con questi educatori bravissimi che portano questi ragazzi a respirare, perché loro hanno bisogno di respirare. Allora andiamo a vedere anche questa campagna di informazione che è molto importante con la dottoressa Ciantrolese, e vediamo anche il campo. Andiamo a vedere cosa ha combinato il dottor Santoro. Nonostante 2 anni di pandemia, il centro incontinenza dell'USL 2, inaugurato nell'agosto 2019, non si è mai fermato e ad oggi sono 13.000 i pazienti presi in cura, un dato significativo che dimostra come quello dell'incontinenza sia un problema molto diffuso tra la popolazione, non solo anziana. È un problema che prende tutte le fasce d'età, dai bambini agli anziani. Nonostante l'alta incidenza nella popolazione, spesso i pazienti, a causa della vergogna e della paura, faticano ad avvicinarsi agli specialisti. Abbiamo un tasso di popolazione molto alto, soltanto pochi si approcciano a quello che è la cura. I pazienti accedono al centro e allo specialista di riferimento con molta difficoltà. Anche quando è troppo tardi, forse alle volte? Devo dire di sì, alcune volte è troppo tardi. Nasce proprio con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul problema dell'incontinenza la campagna informativa attraverso il camper che tocca le principali piazze venete. Cerchiamo appunto di portare la conoscenza dell'incontinenza con queste campagne. Ci spostiamo in tutto il territorio, abbiamo 15 tappe e cercheremo di far presente che c'è possibilità di risolvere il problema. Diamo proprio informazioni specifiche di che cos'è il centro incontinenza, di cosa si occupa il centro e di chi sono gli specialisti che ruotano all'interno del centro incontinenza all'ospedale di Treviso. Abbiamo in linea Maria. Ciao Maria. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, senta, io l'ho chiamata perché vedo che lei aiuta delle persone. Io vorrei tanto, abito a Santa Bona e mi è andata a fuoco la casa 3 anni fa, non si sa chi l'ha data a fuoco, comunque io ho perso tutto, me l'ha dato il comune. Io col comune ho buoni rapporti, ho sempre pagato i miei affitti, ho cambiato 2 o 3 case sempre per piacere, chiedevo sempre con cortesia, ho sempre ottenuto
perché con la gentilezza e la sincerità si ottiene tutto. Comunque ero in questa casa che mi ha dato il comune e mi è andata poco fissare la che l'ha data poco, perché sotto di me era una vecchia, non so, sono case vecchie, non so se era una macelleria, cos'era, insomma, di contadini. E c'erano dei travi, hanno dato poco a questo magazzino sotto e sopra c'era il mio appartamento che non aveva pavimento. C'era come il legno là, come si dice, io poi ho messo il parquet e è andata a poco tutto, io ho perso tutto. Tant'è vero che ho il giornale che c'è scritto salvati il miracolo, 3 camioncini di vigili urbani, 4 ore per spegnere le fiamme e sono ancora così. Mi hanno spostato in una porta vicino che abitava un signore, oltretutto era un accumulatore che mi ha aiutato la Sant'Egidio a cavare sacche che lei non può immaginare. Io volevo solo che lei mi mandasse qualche volontario che possa venire nella mia abitazione a vedere come sono messa. Ma più che volontario ti mando Mirko Visentini, visto che è consigliere comunale, che forse è anche opera di volontariato a capire i problemi che ha Maria da Treviso. Allora Maria, per cortesia lascia il tuo numero che poi ti faccio chiamare dal consigliere, così vi mettete d'accordo per questo sopralluogo che spetta, visto che si è anche candidato e ce l'ha fatta, a capire i problemi che ci sono e cercare di risolverli assieme. Grazie Maria. Allora dottor Santoro, quello che veramente abbiamo sentito era un servizio del 2022, ecco, tra il 2022 e il 2023, visto che l'altro giorno abbiamo fatto il collegamento in Piazza Borsa, ha visto dei miglioramenti, la gente si avvicina più volentieri, capisce, si informa, ascolta, prego. Sì, assolutamente sì. Abbiamo fatto un bilancio dell'attività svolta nel 2022 e abbiamo eseguito, considerando tutta la USL 2, perché il centro incontinenza è un terzo livello ma che lavora in rete con gli altri ospedali della USL 2, abbiamo eseguito per problemi di incontinenza 22.000 prestazioni in un anno. Avete sentito? Che è un numero davvero impressionante. Consideriamo che prima che fosse stata costituita la rete o che fosse stato aperto il centro facciamo meno di 1.000 visite l'anno. Passare da 1.700-800 a 22.000 non credo che debba aggiungere altre cose. I numeri a volte servono e danno significato molto più di tante parole. È chiaro che ci si è arrivati grazie a quello che abbiamo fatto insieme. Perché? Perché essere qui oggi vuol dire poter raggiungere tante persone che altrimenti non raggiungeremo. Siamo andati per tante piazze, abbiamo fatto le serate al teatro, abbiamo fatto anche tante altre iniziative insieme alle associazioni anche di Padova, anche di Venezia e quindi siamo arrivati a questo tipo di numeri che ci riempie di orgoglio chiaramente. Però nello stesso tempo avvertiamo anche un po' talvolta la pressione e la stanchezza, perché siamo comunque sempre il gruppo minimo di persone che deve lavorare di più. Ecco, questo è forse un po' il limite, vorremmo fare anche di più, ma poi ecco, le risorse umane non ci permettono di riuscire anche a fare di più oltre questi numeri che abbiamo già detto. Speriamo che qualcuno lo capisca sia a livello regionale, perché io continuo a avere dei luminari. L'altro giorno avevo 3 chirurghi proprio dell'ULSS 2, ma anche Padova e dappertutto, che tutti chiedono più persone, più figure mediche, perché veramente la squadra non è composta solo dal chirurgo, è composta dall'infermiere, è una squadra completa. Ecco, io sono convinta che forse un po' alla volta, esponendovi voi in prima persona come state facendo, queste richieste vengono veramente esaudite, perché sono persone che stanno aspettando, sono le famose liste d'attesa. Io non posso curarti perché non ho il personale, come faccio? Dobbiamo dire grazie a questi medici, guarda che lavoro 24 ore su 24, sbaglio dottor Santoro? Sì, no, guarda, noi attualmente abbiamo quasi liste di attesa azzerate. Quindi il paziente aspetta non più di 2 o 3 settimane per fare una visita e di conseguenza poi dopo, quando noi lo visitiamo, lo prendiamo in carica e tutte le successive visite vengono gestite internamente dal centro stesso. Stiamo facendo un grossissimo lavoro, voglio ringraziare, si è vista prima la Rita Cian che è la coordinatrice infermieristica, Mara Antonella Trolese, la presidente delle associazioni regionale di pazienti e tutto questo, ripeto ancora una volta, non si può fare da soli.
si fa se si ha un team, se si ha una squadra che lavora insieme. Però è chiaro che si potrebbe fare di più, si può fare di più. E ecco anche l'iniziativa che si diceva della palestra, io credo tantissimo in questa iniziativa, ma anche lì avremo bisogno poi degli istruttori, di persone che devono aiutare questi pazienti che vengono, e dobbiamo chiedere di volontari, di persone che ci diano una mano, che ci diano un sostegno. Guardi, di questo sono sicura, dottor Santoro, perché siamo talmente in tanti nel mondo del volontariato che basta che riusciamo a fare squadra e capire qual è l'obiettivo. L'obiettivo è quello di ascoltare e di aiutare. Questo è l'obiettivo di tutti, non è uno che fa una cosa e uno ne fa un'altra. L'obiettivo è di aiutare le persone in difficoltà. Prego Mirko Visentin. Dopo mi scambierò il numero di telefono se il dottore me lo dà volentieri, assolutamente. Anche per portare avanti queste istanze di vedere un luogo adatto per fare sta palestra, se all'interno di Villa Margherita questo è già possibile, perché già occupate degli spazi, perché a Villa Margherita bisogna dire che non tutti gli spazi sono usufruibili, perché ma quelli che occupiamo sono usufruibili. Vediamo col dottore cosa possiamo fare, perché l'obiettivo è solo quello di dare una mano a chi ha bisogno, non c'è un altro obiettivo diverso. Vede Visentin, il problema è che alla politica che bisogna avere, come ha detto il dottor Santoro, tutto a posto, invece bisogna partire, anche perché queste persone che arriveranno non saranno a centinaia, saranno gruppi di persone distribuite nell'arco della giornata. Perciò lei capisce bene che io, che vivo questa situazione e che so di quello che parlo, dico che la cosa è fattibile, perché so che è fattibile. Non a caso arrivano ogni martedì 150 ragazzi, anche 200 dell'ULSS, per fare attività motoria, vuol dire che la struttura c'è. Dopo, se tu vuoi vedere il tutto perfetto, non si parte mai. Ed è quello per il quale il sindaco Mario Conte mi ha dato le chiavi, perché tutti presentavano progetti e volevano soldi. Io invece ho agito subito senza chiedere soldi. Questo va chiarito per tutti, perché si può fare, basta volere, i volontari ci sono, le associazioni ci sono, se serve fare un investimento si fa, l'importante è partire, perché se aspettiamo tra la burocrazia, i permessi, tutto quello che ne consegue, non parti mai. Sbaglio, dottor Santoro? Assolutamente così, assolutamente così. Quello che si diceva prima, avere intanto un obiettivo, crederci fino in fondo, poi partire, e poi un tassello alla volta, un passo alla volta, che dà anche molta più soddisfazione, no? Costruire un pochettino il percorso, è un la puzzle, casa. è un puzzle. Esatto, e poi vedere il prodotto finito. Quindi ecco, l'importante è avere lo spirito e credere davvero in quello che si fa. Anche perché questo è dovuto alla visibilità che tu dai, e non a caso Villa Margherita è una posizione talmente ottimale per la visibilità che sfido di trovare altre ville venete che hanno questa visibilità, perché è la visibilità che ti fa accogliere, è la visibilità che ti fa entrare, questi cancelli che si aprono su una delle strade più importanti, che fa l'accoglienza. È questo il punto che dovete capire, e l'accoglienza la fai all'esterno, non la fai all'interno. Se vuoi raggiungere l'obiettivo devi esporti, o sbaglio, dottor Santoro? No, ecco perché noi siamo scesi in campo, siamo andati non siete andati dentro i musei, siete andati nelle piazze. Sì, perché è chiaro, se sappiamo, e l'abbiamo detto, che queste persone si vergognano e non vengono, non è che siamo lì seduti e diciamo aspettiamo che arrivino, perché non arrivano. Nel momento in cui siamo andati noi a proporci, noi a scendere in campo, io venire qui oggi a metterci chiaramente la faccia, è perché solo questo era la strada giusta e abbiamo visto i risultati. Altrimenti saremmo rimasti con quelle poche centinaia di persone l'anno che venivano inviate da noi per curarsi. Mirko Visentin, ormai siamo quasi in chiusura, come ci saluta e cosa vuole dire? Io voglio tanto ringraziarti per questa come aver conosciuto anche il dottor Santoro qua e aver scoperto questa realtà importante, avendo superato, come ho detto prima, anch'io i 60 anni, se non c'è già da adesso una prevenzione su queste categorie, non c'è più una rete sociale come c'era una volta, le famiglie che in qualche maniera facevano fronte ai bisogni degli anziani. Non c'è più, ci sono tante persone sole di una certa età, non sono più casi isolati trovare delle persone all'interno di appartamenti morte da mesi. Vuol dire che non c'è più una rete sociale come c'era una volta. Adesso la prevenzione è una cosa importante, abbiamo anche
delle strutture ospedaliere che con qualche difetto però funzionano, da noi funzionano anche perché le capacità del personale, dai dottori agli infermieri, noi dobbiamo far sì che queste cose funzionino perché non c'è più un paracadute sociale, non c'è più. Grazie al dottor Giulio Agnello Santoro, responsabile Centro Incontinenza e Stomie ULSS 2 Marca Trevigiana. Grazie a Mirko Visentin, consigliere comunale a Treviso, lista Conte. Grazie a voi, La Posta di Mirella. Papa, helemaal gezien. Even wachten nog, dan gaat hij draaien zo. Kijk, huppakee. Buigen, kling. Tja, tja, tja. Even buigen. Ja. This way. Ik kan hier hoppakee. Ja. 3. Son de tu majestad, hoy pasarte vi por mi gran ciudad y en vos descubrí que la copia sos de una que olvidé y que como vos porteña fue. Sos la flor de Buenos Aires, porteñita, primorosa, digna nieta de la vida que paseaba majestuosa en aquella gran aldea de ventanas coloniales y patrullas federales. La flor de Buenos Aires, porteñita, idolatrada que te fiel, y aquella estampa que ese tiempo que